mai in officina, un diploma da perito, resta picca in cosina che racconta sempre con un certo orgoglio improvviso i miei 5 anni della mia vita su quel foglio, italiano storia, sapavo voti brutti, ma te materie tecniche che davo fuoco a tutti e forse Mario non ha sbagliato a pensare che i primi anni del lavoro sempre la calamica sporcarsi, non far fatica, grazie storie antifortunistici, basta abrasiva l'umiltà imparata a casa che disea che servia farsi la gavetta prima della scrivania. Se disegno come il pan, anche zonta al formaio, se si parla del grande ancora, grande de Mario, e a Roma, da quella che ha bisogno puramente che vuole, ma realizzare un sogno, ma targato però, è stato tutto difetto, poi si paga sulle spalle, scambiate per rispetto di Mario che sta, Mario di Garretto, Mario che lavora, Mario che sta zitto ancora, Mario che le va, Mario di Garretto, Mario che lavora, Mario che sta zitto. Questi sentimenti nobili, la voglia di far strada in tanto tempo in l'officina, vicino di casa, e forse te sembrava di sdottare una tacca, se fino a mezzanotte lavorava per ingrassare la vacca, anni di lavoro, fisso nei capelli, povero Mario, musche skate, e tanto tempo passato vissuto sul cassetto dei vederti sulla scrivania, cogliosi sul progetto, e tu però ostinarti essere un po' sotto gli occhi del tuo parole, se disegno come il pan, anche zonte anche al formaio, se si parla del grande ancora, grande e Mario, e era da claccare sogni puramente che può realizzare un sogno, ma targato però è stato tutto difetto, poi si paga sulle spalle, scambiate per l'aspetto di Mario che lavora, Mario di Garretto, Mario che lavora, Mario che sta zitto ancora, Mario che lavora, Mario di Garretto, Mario che lavora, Mario che sta zitto. Magari a pensare alla crisi, tutte le sospine, a cavallo da sta storia a lieto fine. Adesso che lavoro che ne pochi e che Mario non si coppa più come una volta, pa' finire il top, come una condizione, il tempo che gli resta lo costringe anche a lui alzare la fiera a testa. Adesso che l'ha capito, che non farà più strada, non si più il bravo, battere che non spara, adesso che non ti pensa più a lui a scrivania, non si sente più invitato, con lavoro in osteria, quel che si te le bestelle, parole polvelette, e Mario maledisse la sua voglia di far bene, adesso che deve sognare l'ultimo momento, maledisse anche l'umiltà che l'ha portato là dentro. Se disegno come il pan, anche zonte anche al formaio, se si parla del grande ancora, grande e Mario, e a Roma, da claccare bisogno puramente che fu, ma realizzare un sogno, ma la tua parola, è stato il tuo difetto, questo fa che sulle spalle, se ne ha di fare rispetto di Mario che le va, Mario Riga, Vittorio, Mario che le va, Mario che sta zitto ancora, Mario che le va, Mario di Garretto, Mario che lavora, Mario che sta zitto ancora, come il pan, che zonte al formaio, se si parla del grande ancora, grande e Mario, vero, da che ha bisogno puramente che tu, ma realizza un sogno, beati preti, che l'ha data Dio, che l'ha data tua parola, e il cuore t'ha tradito. Questa mattina abbiamo accontentato anche i giovani, visto che vanno tanto di moda i cantautori, allora non solo i diversamente giovani, ma bisogna accontentare anche i giovani, perché questa mattina parleremo di giovani, ma anche di bambini, parleremo di tradizioni e vi presento subito i graditi ospiti. Abbiamo in presenza Adriano Zanatta, pensionato, appassionato di attività rurali. Vi avevo promesso ieri che avrei fatto vedere cosa ho visto alla fiera di Godega di Sant'Urbano, queste veramente eccellenze che abbiamo nel territorio, queste cose uniche che grazie a queste persone come Adriano, con questa passione, riusciamo ancora a vedere perfettamente funzionati, ma stiamo parlando di attrezzi di più di 100 anni, una cosa incredibile, ma soprattutto l'attenzione dei bambini che sono curiosi, che hanno voglia di capire, di vedere, e vedremo cosa ha fatto veramente il nostro Adriano Zanatta assieme a altri amici, in particolare Dio ti salvi Perin, che non finirò mai di ringraziare, certo, perché è veramente un
numero uno in tutti i sensi e forse andrebbe rivalutato questa figura. E poi saluto anche il dottor Diego Ponzin, collegato con noi da Mestre, direttore sanitario Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Buongiorno dottor Ponzin, grazie di essere qui. Salute a lei. Buongiorno a voi. Grazie. Allora io partirei proprio con queste immagini bellissime di questo mugnaio, fiera sempre di Godega Sant'Urbano, che vediamo e poi le commenterà il nostro Adriano Zanatta. Guardate che attrezzatura. Prego Adriano, cosa stiamo vedendo qui? Sì, qua stiamo vedendo un mulino a pietra per la macinazione del mais. Perché, vedete sulla foto che è stata inquadrata adesso, una ruota idraulica, perché i bambini delle scuole non riuscivano a percepire e a capire come funzionasse una volta il mulino senza corrente e non riuscivo a darle delle dimostrazioni pratiche. Allora ho costruito questa ruota grande, gigante, come una casa, e la faccio girare a 6 km all'ora, pari alla velocità dell'acqua in pianura, e gira a 9 giri e mezzo al minuto. Così capiscono che se passa sotto l'acqua a 6 km l'ora trasmette un movimento e lo riporta sul mulino in macinazione, avendo così la macinazione vera e propria. Ecco. Allora Adriano, questa passione da dove deriva? Com'è nata questa passione? Perché tu facevi anche un altro lavoro. Sì, io ho fatto l'infermiere professionale nell'ospedale di Montebelluna, sono andato in pensione 15 anni fa circa, però ho sempre avuto la passione della tecnica molitoria e all'inizio dei miei giorni ho incominciato anche a lavorare proprio sulla tecnica molitoria, quindi alla Berga di Treviso. E poi sono andato dentro in ospedale e ho fatto l'infermiere professionale fino a 15 anni fa. Però la passione è rimasta. La passione è rimasta, ma quello che è più importante è che sono 60 anni adesso, quest'anno, che ho sempre raccolto, sempre dal 1963, quando mio padre si è diviso dalla famiglia e noi eravamo bambini. Ho messo via la prima cosa, che erano i cucchiai e le posate di ottone. Li conservo tuttora e così nel mio museo fanno parte dei 5.000 pezzi che ho raccolto in questi 20 anni. Allora, chi fosse interessato, Adriano, dov'è questo museo? Dove si trova questo museo? Poi parliamo di un museo vero e proprio. Sì, io abito a Barcon di Via del Lago, però ci sono sempre delle scolaresche, dopo io tengo anche così delle attività, soprattutto sulla tecnica molitoria, quindi sulla macinazione, sulla setacciatura, sia del mais che del frumento, tanto che sono in possesso di 3 mulini, di cui 2 per il mais e 1 per il frumento. E poi c'è tutta la vita rurale alle spalle dei nostri contadini, dei nostri avi. E perché questo? Perché ho capito che il raccontare dà senso alla nostra vita, dà forza, si confronta con il passato e trasmette nel presente un qualche cosa che può essere utile soprattutto ai giovani, perché loro non possono capire se noi non le diamo delle dimostrazioni. Non è colpa loro, è colpa nostra che noi glielo insegniamo. Bravissimo Adriano. Un'altra cosa che volevo chiederti, visto tutta questa marea di bambini, doveste vedere anche domenica, visto anche grazie al tempo che si era un po' calmato, quanti bambini, ma l'attenzione, dicono i bambini non interessano, non capiscono, i genitori, qualche genitore. Invece io ho visto tanta curiosità, tanta attenzione, loro sono incuriositi, intrigati se qualcosa li attira. Ecco, cosa hai visto tu Adriano di questi bambini? Sì, do una risposta schietta. Come, scusami se ti do del tu, Mirella, come tu sei entrata nelle nostre famiglie per quello che sei, cioè tu sei parte delle nostre famiglie, ora come ora. Io cerco di trasmettere ai bambini una conoscenza che ho avuto la fortuna di avere nella vita, e quindi insieme facciamo un cammino, facciamo non solo
la macinazione diretta o la setacciatura, ma quando chiedi ai bambini il giorno d'oggi, gli chiedi: ma qual è la pianta del pane? Loro pensano che la pianta del pane sia una pianta alberata e andare sui centri commerciali e raccogliere le pagnotte di pane. E invece così si può dimostrare realmente che la pianta del pane è il frumento che, seminata dalla spiga e poi macinata, viene fuori il pane. Ci tengo, sto preparando allora adesso, in questo momento, l'avventura del pane quotidiano, e la presenterò all'Università Popolare di Vedelago, di cui io partecipo e frequento con piacere, in maniera tale per far vedere che è un qualche cosa che vale la pena portare avanti non solo ai bambini, ma anche alle persone che magari l'hanno vissuta per la comunità. Per la comunità, sì. Allora, dottor Ponzin, veramente qui sarebbe da scrivere un libro nel vero senso della parola. Lei è anche uno scrittore, ecco, questo uomo tutto d'un pezzo che sta cercando di trasmettere le tradizioni, i valori. Ecco, come scrittore, come giudica, ecco, questo uomo che da solo, fin da bambino, ha coltivato questa passione, cerca ancora di trasmetterla, fare del bene alla comunità, frequenta l'Università della Terza Età, quante cose. Prego, dottor Ponzin. Mi è piaciuto molto questa testimonianza, questo intervento, e quindi saluto con grande ammirazione il suo ospite. Ci sono 2 o 3 elementi che vorrei cogliere. Allora, il primo, quello che ha detto lei, Mirella, cioè quello del racconto. Io credo che il raccontare credo sia questo il senso che proponeva il suo ospite, sia una responsabilità, sia proprio un dovere che abbiamo nei confronti dei nostri simili, ma soprattutto delle giovani generazioni. E raccontare non è esattamente dire. Raccontare è assicurarsi di comunicare, quindi raccontare è coinvolgere, quindi cercare di trasmettere della conoscenza in modo coinvolgente, per far sì che chi viene, diciamo, dopo di noi possa decidere se coglierla o no, ma in qualche modo la possa apprezzare e la possa anche in qualche modo capitalizzare. E poi vabbè, insomma, non nascondo il fatto, l'ammirazione anche di chi dopo una vita di lavoro, diciamo, decide di passare il suo tempo, le sue giornate in un modo costruito, costruttivo e utile, che mette a disposizione della collettività. Mi viene una terza velocissima riflessione che riguarda la salute, perché non posso diciamo così, spogliarmi completamente del mio ruolo di medico oculista, e devo dire che proporre queste attività alle nuove generazioni, in particolare ai giovani, rappresenta, io credo, un modo anche per proporre salute, per distribuire salute. Mi riferisco per esempio alla salute degli occhi. Ecco, in questi anni stiamo facendo molti passi avanti nella comprensione e un pochino anche nel controllo della miopia, che è un problema che parte in età molto, molto precoce. Mi riferisco alla miopia evolutiva, che può diventare importante e che poi può essere responsabile o un fattore di rischio anche per altre malattie degli occhi. Bene, questa miopia è in buona parte, non completamente, ma in buona parte legata alle attività indoor, in particolare all'ossessione che abbiamo oggi delle attività per vicino, e vediamo che molto spesso i giovani, anche noi adulti, ma i giovani, in questo caso voglio citare, passano molto tempo al telefonino in attività, diciamo così, molto concentrate, che li tolgono dall'aria aperta, che li tolgono dalle attività outdoor, che invece hanno un grande effetto anche nel prevenire problemi oculari come quello della miopia evolutiva.
Allora, dottor Ponzin, grazie anche per queste riflessioni che forse a casa dovranno capire che oltre a sentire devono ascoltare bene, perché abbiamo un problema con questi bambini che non hanno nessuna colpa. C'è qualche genitore, sia mamma che papà, ma anche nonni, che devono capire l'importanza anche della vista. Ecco, non stare ore e ore davanti a questi nuovi strumenti che veramente stanno distruggendo non solo la vista, ma anche il cervello di questi bambini e di questi ragazzi. Ecco, dottor Ponzin, mentre a livello, diciamo, proprio sanitario, a livello proprio di benessere, io ricevo tantissime telefonate e mail di persone che non riescono a fare questa visita oculistica, o soprattutto le cataratte, tempi lunghissimi, ma d'altra parte quello che abbiamo è quello. Com'è la situazione? Come si è aperto il 2024, dottor Ponzin? Il 2024 si è aperto in modo contraddittorio, perché da una parte abbiamo scusate, una medicina che anche nella nostra regione si conferma capace di grandi traguardi, abbiamo avuto record nel campo dei trapianti, abbiamo malattie che riusciamo a trattare in questi anni e che fino a pochi anni fa erano intrattabili, però abbiamo una medicina, diciamo così, rivolta alla popolazione che è in difficoltà, e quindi esiste un problema reale di offerta e di soluzioni che sarebbero a portata di mano, ma che facciamo fatica a mettere insieme, a proporre in modo organizzato. I tempi di attesa per una semplice visita o per un intervento che non va considerato semplice, ma va considerato, diciamo così, standardizzato e che ormai va progettato, va considerato nel contesto di una evoluzione che è sempre più vecchia, come l'intervento di cataratta. Queste due necessità, quindi una visita oculistica e l'intervento per cataratta, sono degli indicatori purtroppo che denunciano una certa sofferenza della nostra capacità di rispondere alle esigenze della cittadinanza. Allora, io quello che mi occupa è che veramente mi commuove a volte sentire questi anziani quando mi chiamano, dottor Ponzin, che dicono: sai Mirella, ho 90 anni, cioè non è che posso aspettare in eterno, ma anche con una certa pacatezza e rassegnazione. E questo mi disturba molto, dottor Ponzin, perché dovrebbero avere, ecco, delle corsie preferenziali, sono i nostri scrigni magici. Ecco, se siamo diventati, e lo dico sempre, così grandi, belli e bravi, è merito loro, al loro lavoro, al loro sacrificio, al loro lottare, li trattiamo così. Ecco, perché non si fanno delle corsie preferenziali per questi diversamente giovani? Ho capito che veramente i problemi riguardano, come ha detto lei, la miopia da quando sei piccolissimo, che poi si accentua sempre di più, ma vogliamo fare delle corsie preferenziali per queste persone che non riescono ad andare nel privato perché magari, ecco, la loro pensione è proprio bassa, non sono nei giri giusti? Ecco, perché non si fa questo? Una corsia preferenziale per i diversamente giovani, dottor Ponzin? Non posso dare risposte che atterrebbero, diciamo così, a scelte politiche o tecnico-politiche. Sicuramente per risolvere questo problema in tempi ragionevoli, e ripeto, condivido perfettamente il suo ragionamento, noi non possiamo proporre a un anziano, a una persona di 90 anni, 2 anni di attesa per un intervento. Il tempo, il valore del tempo cambia con l'età, ce ne rendiamo conto tutti. Quando abbiamo 20 anni ci sembra che il tempo sia infinito, quando ne abbiamo 80 o se arriviamo a 90 anni sappiamo bene che il tempo a nostra disposizione non solo è finito, ma è prezioso e dobbiamo vivere ogni istante, e quindi proporre questi tempi di attesa a questi cittadini diciamo che non è fare un buon servizio, ma anche è un segno, come diceva lei, forse di ingratitudine nei confronti delle generazioni che hanno messo in piedi questo paese così com'è. Penso di avere ospite il direttore generale, il dottor Benazzi, fra poco, che verrà a fare come al solito gli auguri di Pasqua a Sveglia Veneti, e glielo proporrò perché
veramente sono tante telefonate, c'è un popolo che sta invecchiando, c'è una denatalità incredibile, perciò questa corsia preferenziale penso che qualcuno la debba fare e sia veramente obbligato a farla per queste persone che hanno dato tanto a noi. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Incominciamo col signor Di Mulini. Zanatta, Adriano Zanatta. Adriano Zanatta, mi conosco una famiglia Zanatta, si vede tra lei trevisani, vabbè. Non so se sia parente. E comunque, quello che fa è una roba speciale. Ai nostri bambini gli insegniamo l'inglese, gli insegniamo tutte le lingue a 8-9 anni e non sa da dove che veniamo fuori, e non sa cosa che è il grano, non sa cosa che è una gallina, un maialino, una mucca, noi lo sa. E pretendiamo chi sappia l'inglese, chi abbia tutti i comfort dei telefoni elettronici, ma le cose non li cerca. I fiori che sono fiori, bisogna portarli su questi ambienti qua. E sto signor qua, sto Zanatta qua, bisogna aiutarlo, incentivarlo che possa portare tutei, che possa torcere qualche giù, perché da solo non può fare, ma che da pensare al comune, allo Stato e a cultura, ti ha capito? Perché a non insegnargli a un figlio da dove che veniamo fuori, basta portarlo in mezzo e a campagna e dire, ah, tuo nonno, tuo bisnonno, siamo nati qua anni altri. Tutto quello che ti vede intorno, io ho fatto i nostri nonni, i via su, più buoni, più affezionati alla gente, alla terra, a tutto. Ed è un'utopia, ma cosa che mi interessa, mi parla tutto in inglese, tutto verbi, tutto definizioni, mica cosa lo capisco perché è arrivato a lavorare con i turisti, va bene, e lo mastero, ma non mi interessa. I fiori piccoli, andare a scuola a dire se è giusto insegnarli, ma farli capire da dove siamo nati, cosa che siamo o no. E dopo una roba voglio dire, se no me ne smentevo. Innanzitutto al dottor chapeau, tanto il capello per quello che fa, però no, anche a me sono andato a papare a catarata. Il primo anno sono andato l'altro anno, metà mi ha detto non è ancora fatta, bisogna aspettare. Dopo sono un'altra volta e mi ha detto va bene, però bisogna aspettare altri 2 anni. Mia moglie che si è fatta che aspettare 2 anni, ma cosa aspettiamo? Ti può darmi la visita o cosa? Quando che sono morto? A 80 anni oggi, cosa mi interessa? Cosa vado a vedere? Le brutture del mondo? Fammi stare bene un po' di anni, se ho bisogno. Una visita o per operare domani. Sei vergognoso. Chi che la schei non aspetta domani? Perché un artista, un cantante, un pittore, tutta la gente che ha. I casi intera, dopo un quarto d'ora, in ospedale, in sala operatoria, con tutti. E la povera gente va ma di cosa stiamo io parlando? Allora adesso, che è l'ultima, non dico più niente, è lei che manda via Moron e la Re. Siamo Dio per colpa dei Salvini, siamo Dio perdere tutto. Bisogna Salvini cavarlo via, che vada in Lombardia, ne altri siamo in Liga Veneta, non è Liga Lombarda. Via di toda i libri a scuola, cosa che deve essere serenissima. Nel 1500, basta Rinaldo, se no non vado più avanti, e tanti ospiti. Grazie Rinaldo, ha fatto anche le riflessioni politiche, non manca niente a Rinaldo questa mattina. Grazie Rinaldo anche delle riflessioni che hai fatto specialmente sugli anziani. Allora Zanatta, il problema, lei è stato anche infermiere, perciò sa di cosa parliamo. Vede la differenza tra l'ospedale di una volta e l'ospedale di adesso? Com'era anni fa e com'è adesso? È uguale? Cosa vede di cambiato? Perché penso che ogni tanto purtroppo tutti quanti, o per trovare amici o perché, però frequentiamo gli ospedali. Il rapporto umano. Io ho smesso il primo giorno, quando avevo raggiunto l'età pensionabile, con 40 anni di maturità, il giorno dopo sono andato in pensione. Si è fermato il rapporto umano. Quando il paziente arrivava in ospedale, e sto parlando da infermiere come che assistevo l'assistenza sanitaria e l'ammalato direttamente, si portava via da casa tutto il bagaglio con le sue frustrazioni, con i suoi traumi psicologici. La patologia veniva in secondo luogo. Aveva il piacere di sentirsi
una mano sulla spalla, chiedeva un bicchiere d'acqua, ma non perché aveva sete, perché il paziente si avvicinasse. Sentirsi accolto, ha detto una malata. E adesso purtroppo ho visto che non si può più, fra virgolette, perdere questo tempo, perché siamo dei numeri, perché dobbiamo computerizzare tutto quanto, e ho smesso, ho detto fino adesso ho dato tutto, ma adesso do tutto in un'altra realtà, e là ho chiuso. Sono contento di averlo fatto, quello che potevo dare ho dato, ma manca il rapporto umano, il contatto umano, manca proprio questo. Allora andiamo a vedere anche le immagini della sede della Banca degli Occhi e sentiamo anche il commento del dottor Ponzin in questa sede molto importante. Pensate, la Banca degli Occhi, queste donazioni. Com'è la situazione, dottor Ponzin, anche come donazioni? Prego. La situazione che abbiamo, diciamo, chiuso nel 2023 è stata una situazione molto buona, le donazioni hanno continuato a crescere e quindi, diciamo così, fatta la tara dei problemi organizzativi di cui stiamo parlando e che riguardano la nostra sanità, però i cittadini veneti dal punto di vista del trapianto di cornea non devono aspettare il tessuto, non devono aspettare la donazione, devono aspettare l'organizzazione dei tempi di sala operatoria. Però ecco, dal punto di vista del bisogno, questo bisogno nel Veneto è stato risolto e il Veneto sta aiutando un numero importante di regioni del nostro paese, distribuendo tessuti anche in altre regioni, quindi questo è un dato che credo valga la pena di sottolineare. Recentemente siamo arrivati, insomma, a dati che dicono che 6-7 trapianti su 10 che vengono eseguiti in Italia vengono eseguiti con cornee donate nel Veneto e passate attraverso la Banca degli Occhi che c'è qui nell'area dell'ospedale dell'Angelo, quindi credo che sia un risultato che possa così far riflettere in modo positivo su cosa siamo capaci di fare quando esprimiamo valori positivi come quello del dono. Vede, dottor Ponzin, la ringrazio di essere qui questa mattina, perché se lei non ci fosse queste notizie non si sanno. Ecco, invece a casa devono sapere che non va tutto male, che c'è anche questa parte del territorio che funziona molto bene anche per altre regioni, perché qua c'è la Banca degli Occhi, qui avvengono le donazioni che poi vengono date anche a altre regioni e i numeri sono numeri, e la ringrazio veramente, dottor Ponzin, di averlo detto, perché bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno, non solo quello mezzo vuoto. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi. Allora Mirella, quando guardo queste strutture di una volta, no? Che si adoperavano, che si faceva molta fatica e tutto, però con quelle attrezzature là si viveva. Adesso che abbiamo tutti questi trattori, no? Questi trattori da 160 cavalli, qui tu non fai un soldo. Qui fare l'agricoltura è guarda, proprio... Guarda Leone, la Mirella che sta grattando con il nostro Fulvio Marotto la locomotiva di Perin. Guarda cosa mi hanno messo a fare, però dottor Ponzin mi hanno messo gli occhiali, ha visto? Sì. Prego Leone. Qui adesso in agricoltura non guadagni più niente. Perché? Perché i prezzi dei cereali, di quello che produciamo, ce li fa la borsa di Chicago. Perciò qui noi, e poi quando dobbiamo comprare i semi, li compriamo da queste multinazionali che produciamo, non li possiamo riseminare. Perciò qui tu lavori per niente, cioè non vale proprio più la pena lavorare. Volevo chiedere una cosa al dottore. Io ho in un occhio, nell'occhio sinistro, che vedo dei moscerini. Stavo mangiando l'altro giorno e avevo dei moscerini davanti al piatto, li ho spicciati e non andavano via. Allora mi sono chiesto, allora è l'occhio che vede i moscerini, che ha i moscerini dentro? Da cosa dipende? Domani devo andare dal dottore, ma visto che ho un oculista qui, prendo l'occasione. Ciao Mirella, grazie.
E che oculista, che eccellenza è questa mattina. Mi viene da ridere, sai perché? Perché quando vedo il dottor Ponzin sorridere vuol dire che non è una cosa grave. E allora già questa è la risposta. Prego, dottor Ponzin. Dunque, allora, se volessi essere serio dovrei dire che solo nell'ambito di una visita possiamo dire con ragionevole certezza quello di cui parla, dare un nome e un cognome al disturbo di cui ci parla l'ascoltatore. Comunque, da quello che mi dice è molto probabile che si tratti di corpi mobili vitreali. Cosa sono questi corpi mobili vitreali? Sono delle piccole imperfezioni, sono diciamo regali dell'anagrafe, ecco, sono delle piccole imperfezioni che si sviluppano all'interno della gelatina che riempie la parte più profonda dell'occhio. Questa gelatina si chiama corpo vitreo, sostanzialmente è un bellissimo cristallo biologico perfettamente trasparente. Se in questo cristallo si formano delle fini imperfezioni, queste fanno ombra sulla retina quando la luce passa e quindi noi le vediamo sotto forma di moscerini. Se questi moscerini si muovono e non sono accompagnati da lampi, da visioni storte o da altri sintomi, che comunque è sempre meglio verificare con una visita, questi disturbi non rappresentano un problema. La prima terapia è di non pensarci, perché molto spesso il cervello, che deve fare l'immagine, si dimentica diciamo di considerarli oppure li rimuove perché non li ritiene utili alla formazione dell'immagine, e quindi noi sostanzialmente non li vediamo più se non ci mettiamo a cercarli guardando un muro bianco o cercandoli in presenza di una luce molto forte, eccetera. Ecco, quindi mi sentirei di tranquillizzare l'ascoltatore. Molto chiaro, e la ringrazio, dottor Ponzin, ecco perché fa piacere veramente, vedete, gratis cosa riuscite ad avere anche come risposte delle eccellenze a Sveglia Veneti, e questo mi fa molto piacere anche per gli ospiti che vengono veramente anche con piacere a questa trasmissione. Allora andiamo a vedere adesso, visto che abbiamo parlato di farine, di macchine, andiamo a vedere anche altre immagini, Mugnaio, Fiera Godega di Adriano Zanate, che poi ce le commenta. Allora vediamo. Ecco qua. E siamo con un'altra persona che salutiamo, adesso, vero Adriano? Sì, Sergio, è l'amico Sergio Dezen, che assieme a Dio ti salvi Perin sono direttamente i miei collaboratori che mi danno una mano, basta che io chieda, loro sono sempre presenti e quindi insieme si può. Ecco. Volevo rispondere anche all'amico che ha chiamato al telefono Leone. Prima, che non sempre sono da solo, perché la solitudine ti porta fuori, non fai niente da solo. Ci sono delle brave persone che collaborano. Ecco, vediamo qua questa immagine che stiamo facendo una macinazione con un altro mulino, è un mulino da frumento, sempre a pietra. Quanti anni hanno? Questo ha un centinaio d'anni, invece l'altro che abbiamo visto prima, la color ruota, ha 120 anni. Ci tengo a precisare, vedete, questo è il frumento, viene macinato a pietra. Questo prodotto non do un sacchettino a nessuno, per nessun motivo, perché mi è successo una volta nella vita di consegnare della farina dove che si accumula un 20-30 bambini, come vedete là sulle foto, e sono andati via con tutti i sacchettini e alla fine è rimasta una mamma e un bambino. Si è avvicinata la mamma e mi chiede: signore, ma questo mulino ha mai macinato frumento? No, ho detto, io macino solo polenta. Però, per essere sincero, quando l'ho portato a casa dall'Austria, avevo fatto delle prove 10 anni fa. Allora, mi dispiace, signore, ma mio figlio non può prendere quella polenta, perché ci possono essere delle tracce, perché mio figlio soffre di morbo celiaco e è allergico al glutine. Bene, da quella volta in poi ho portato a casa il mulino, l'ho smontato, l'ho lavato, l'ho igienizzato e ho detto mai più questo mulino vedrà un grano di frumento. E allora ho sistemato l'altro mulino per poter macinare uno solo frumento e l'altro, ecco. Ci tengo a precisare sulle foto che vedete là, ai bambini che abbiamo fatto, è stato proprio un exploit a Godega Sant'Urbano, ma non perché
per nostra riscossa, ma perché ho visto partecipare i bambini, i ragazzi, e di riflesso le mamme, perché dove ci sono 20 bambini ci sono 20 mamme, 10 papà e 7 nonne. Li ho visti privi di cellulare, privi di strutture in mano cervellotiche, e quindi io le facevo vedere anche, le mettevo a conoscenza dei nuovi semi. Questo è il bianco perla che abbiamo macinato. Famoso, bianco perla. È stato seminato, è un prodotto autoctono là del posto, da Godega Sant'Urbana. Insomma, dai sacchettini che abbiamo adoperato, credo che abbiamo soddisfatto quasi 300 bambini. Sentite? Poi altri prodotti che sono questi sempre grani antichi, il Marano Vicentino, ecco che è questo qua, fa parte del cinquantino, e poi è lo storo che si produce nella Val di Non, in provincia di Trento, ma questo è stato seminato a Milies di Segusino quest'anno, l'anno 2023. È stato macinato i giorni scorsi, l'ha prodotto un amico e fa una polenta integrale eccezionale. Nadia, la nostra Nadia, vai Nadia. Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Niente, volevo chiedere al dottore. Io nel 2020 ho avuto un'ischemia alla retina, l'arteria della retina all'occhio destro. Praticamente da allora è successo che ci vedo nell'occhio superiore lateralmente, al centro però non vedo niente. E vorrei sapere, c'è qualche possibilità, qualche cura, qualcosa per poter migliorare la vista, diciamo. Io ci vedo con l'occhio sinistro, ho 10 su 10, ho 74 anni e non so, vorrei chiedere a lei se si può fare qualcosa. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, prego dottor Ponzin. Grazie Mirella, buongiorno all'ascoltatrice. Allora, un'ischemia nei confronti dei tessuti che dipendono molto dall'apporto di ossigeno è sempre un fatto molto grave. E quindi la retina, essendo un tessuto, diciamo così, una sorta di avamposto del cervello dentro i nostri occhi, è costituita da cellule, i neuroni, che non sopportano l'assenza di ossigeno. Questo per dire che quando succede qualcosa nel flusso sanguigno che nutre la retina, ed è un flusso molto particolare, se questo qualcosa, una trombosi per esempio, non si risolve, direi spontaneamente, in tempi brevissimi, è molto difficile poi pensare a un recupero. Ci può essere un lieve recupero funzionale nei mesi successivi, però rimane sempre un fatto trascurabile. Io direi che il suggerimento che possiamo dare all'ascoltatrice è da una parte, diciamo così, rallegrarci che l'altro occhio sia sano, sottoporsi a delle visite oculistiche per cercare di avere una visione binoculare accettabile e quindi studiare la soluzione ottica migliore per permettere ai due occhi di lavorare insieme per quanto possibile, e poi lavorare sui fattori di rischio. In problemi di questo genere l'occhio, diciamo così, è una vittima di un qualcosa che avviene nel comparto vascolare, e quindi bisogna assolutamente mitigare, ridurre, stare alla larga dai fattori di rischio cardiovascolari, e quindi cercare di mantenere un'alimentazione equilibrata per controllare l'insorgenza del diabete, la pressione sanguigna che deve essere regolare, verificare la colesterolemia, insomma un monitoraggio
di tipo cardiovascolare direi che è l'approccio migliore che possiamo avere per assicurare la salute all'occhio controlaterale, che a questo punto assume un'importanza fondamentale. Grazie dottor Ponzin, pubblicità. E abbiamo Giovanni da Vigo d'Arzere in linea. Ciao Giovanni. Ciao, senta Ornella, io sono qua disperato, ho chiamato l'altro giorno. Sì, lo so, ho capito chi sei. Devi aspettare perché non è così semplice. Comunque ti richiamo appena ho notizie. Non ho capito. Ti richiamo appena ho notizie, mi sto informando e mi sto dando da fare. Porta pazienza un attimo, sai? Allora, abbiamo sentito Giovanni, come sentite poi si rivolgono a Mirella per cercare di risolvere i loro problemi, anche se non ho la bacchetta magica. Se riesco, ma certo, capite bene che c'è la privacy, è un assieme di cose che delle volte non mi permette di andare oltre, però cerco di darmi da fare, vi posso assicurare che chiamo sempre tutti comunque. Allora, quello che adesso vedremo sono altre immagini, ecco, eccolo qua del mulino, eccolo qua, prego Adriano. Cosa stiamo vedendo? Sì, qua stiamo vedendo i due mulini, quello alla vostra destra è il mulino a pietra per la macinazione del mais, quello che è a sinistra per la macinazione del frumento. Direi di trascurare quello del frumento perché mentre quello del mais abbiamo macinato 4 sacchi di bianco perla e li abbiamo consegnati tutti ai bambini, anche a qualche adulto che gradiva, ecco. E quello che era fondamentale era questo, che non pensavano che la macinazione fosse fatta così lunga, prolungata. Ma perché? Perché questo grano qua deve essere macinato anche 6 volte. Perché ogni volta che si macina con la pietra si estrapola circa 1 millimetro del prodotto e poi l'altro va in rimacina, perché la farina che noi abbiamo consegnato ai bambini ieri è una farina che è sotto gli 850 micron, quindi è un tipo di farina di medio impasto. Quando vai a mangiarla, che ci vogliono minimo 45 minuti di cottura, quando la metti in bocca si crea quelle granelle che senti in bocca, che sono gustose, sono le papille gustative, le senti, ecco. Perché io potrei macinare anche questo grano in una volta soltanto, ma cosa succede? Che creo una polvere quasi impalpabile come il mulino del frumento e una volta cotto, in gergo dialettale si dice, si crea pacciarea. E sui nostri ristoranti a volte qualcuno magari mangia, vorrei mangiare la crema di mais. È proprio, è il fioretto, è proprio la polvere, manca proprio quello che è la parte, diciamo così, della crusca. E alla fine della cottura, dopo 45 minuti, le mamme dicono: Sant'Antonio da Padova, sto qua è che ha dato al mio putel una farina andata de mal e sono orgoglioso che sia così. Ho piacere che le mamme pensi che sia un lazzarone, perché dopo 45 minuti di cottura questo grano che contiene la crusca, la farina, lo spezzato, che è quello che contiene una farina integrale anche altrove, industrialmente, ma quello che conta è che contiene il germe è quello che produce l'olio. Ecco perché per differenza di peso specifico dopo la cottura si stacca sopra. Quante pastiglie in meno per il colesterolo se mangiamo un po' di polenta in più, ma comunque questa non aspetta a me a giudicare. Ma i bambini sono rimasti, ho avuto tanta soddisfazione alla fiera di Godega Sant'Urbano questi 3 giorni perché erano attenti e facevano 1000 domande e non ho visto tirare fuori un cellulare da questi ragazzi. Mi ha fatto tanto piacere. Avete capito e continuiamo a vedere le immagini. Allora, dottor Ponzin, ha sentito
con quanta passione, la passione che ha lei nel suo lavoro, ecco, quando scrive. Cos'è che la preoccupa di più in questo momento, proprio che riguarda sì i bambini ma che i giovani? Perché gli anziani abbiamo capito com'è la storia, ma i bambini e i giovani, che appello vorrebbe fare i genitori a quei genitori, non a tutti, perché ce ne sono dei bravi, a me non piace fare tutto di un'erba un fascio, ma quei genitori che non capiscono invece l'importanza di stare attenti anche con questi nuovi strumenti, con questa nuova tecnologia, che passano ore e ore questi bambini davanti a questi strumenti. Prego, dottor Ponzin. Ma Mirella mi fa delle domande che mi mettono un po' in crisi, perché non vorrei mettermi a fare il predicatore, perché non sono adatto a fare prediche. Una riflessione, una umile riflessione che mi sento di fare è di ricordare a me stesso, visto che ho dei figli anch'io, e ai genitori, a quelli della mia generazione o le generazioni immediatamente vicini alla mia, di fare una forte riflessione sul modello culturale che noi vogliamo proporre, lasciare in eredità alle giovani generazioni. Ho paura che ci stiamo veramente allontanando dalla persona, ecco, ci stiamo allontanando dalla cura della persona, dall'importanza della persona e dal cercare nella vita di approcciarsi agli altri e di voler bene alle persone invece che il contrario. Ecco. Mi limiterei a proporre ha fatto bene a dirlo, ed è molto importante. No, benissimo, dottor Ponzin, è quello che volevo sentire da buon intenditore, poche parole e arrivare sempre al nocciolo della questione. Riguardo invece le donazioni, ecco, come abbiamo sentito, abbiamo avuto un aumento. Avete sentito, ecco, questa diversità quando c'è stata la pandemia? Cos'è successo da prima a dopo? Siamo ancora a buoni livelli o stiamo ancora pagando questi 2 anni, quasi 3 di pandemia, anche per quanto riguarda le donazioni? Guardi, il mondo delle donazioni, grazie al cielo, essendo, diciamo così, occupando una nicchia, è un mondo ultra specialistico e quindi occupa una nicchia, per quanto non piccolissima, ma rimane sempre una nicchia di operatori, di specialisti, e impatta poi su persone il cui spirito è prevalentemente donativo, collaborativo. Io parlo per l'esperienza che vivo nella mia regione, nella nostra regione che è il Veneto. Le persone mediamente sono persone sensibili che hanno fatto già una riflessione sul proprio fine vita e che hanno un atteggiamento per lo più favorevole nei confronti del progetto di donazione. E quindi devo dire la verità che durante il Covid e soprattutto durante l'amara esperienza del lockdown, dell'isolamento, eccetera, ci siamo molto, diciamo, stretti fra di noi in rete, abbiamo cercato di reggere l'urto e direi che ne siamo usciti abbastanza bene. Il post, certo, abbiamo degli acciacchi e siamo inseriti in un sistema sanitario che ha delle difficoltà, quindi queste, diciamo, pesano anche su di noi, e non nascondo che ci sono operatori della rete trapianti che hanno una certa stanchezza, però questo, diciamo così, è un po' generalizzabile a un po' a tutta l'esperienza, diciamo così, del mondo sanitario. Ecco, siamo un po' a corto di risorse e di forze, e quindi questo secondo me merita una riflessione importante. Sì, ha fatto bene a ricordarlo, è proprio questo il grande problema purtroppo che abbiamo. Abbiamo le eccellenze, però manca la squadra. Ecco, queste eccellenze senza la squadra non si va da nessuna parte. Io ho avuto sia il professor Gerosa, ma tantissime eccellenze proprio parlano di squadra, ecco, che è molto importante. Abbiamo Maria. Ciao Maria. Sì, buongiorno. Mirella, sei fantastica, diventi sempre più brava e anche i tuoi ospiti. Ecco, senti, volevo chiedere al professore, al dottore,
mi sembra di avere delle cose nell'occhio, dei corpi estranei nell'occhio, ma non negli occhi, ma non ci sono. A cosa è dovuto sta cosa? Grazie Allora. Maria, grazie, sentiamo. No, volevo anche dirti, Vai. Mirella, Sì. guarda che ti do anch'io il 5 per 1000. Grazie Maria, grazie cara. Te l'ho sempre dato, te lo darò sempre. Grazie Maria, Ecco. che gentile, grazie cara. No, Anche te lo sapete meriti, dove vanno a guarda, finire i perché- soldi che mi date, perché ve li faccio vedere sempre comunque. Grazie Maria, devo correre perché sono in chiusura, dottor Ponzin. Allora, brevissimamente, mentre il signore di prima aveva chiamato per dire che vedeva dei corpi estranei, se non ho capito male la signora invece ha parlato di sensazione, quindi Sì. le sembra di avere dei corpi estranei nell'occhio, quindi una sensazione. Direi che anche in questo caso è molto probabile che si tratti di disturbi non complessi che derivano o da una piccola disfunzione dell'apparato lacrimale, quindi la lacrima, come i nostri tessuti, cambia nel tempo. L'età da questo punto di vista è un po' un fattore di rischio per i disturbi della lacrima e quindi può essere che usando dei sostituti lacrimali questa cosa possa essere corretta. Ci sono, se no, delle situazioni di infiammazione croniche delle palpebre, le cosiddette blefariti, che sono frequentemente associate a queste sensazioni. Se si tratta di una cosa o dell'altra, lo si stabilisce, diciamo così, abbastanza facilmente nell'ambito di una visita oculistica normale. Allora adesso mettiamo un po' da parte il dottor Ponzin come medico e come direttore sanitario della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto e parliamo dello scrittore. C'è qualcosa nel cassetto come scrittore nel 2024? Sì, c'è qualcosa nel cassetto, spero di riuscire ad aprire il cassetto e a tirarlo fuori entro quest'anno. Perché E si può dare qualche news? Lei mi sta chiedendo un'anticipazione? L'ha detto lei, io ho detto news. Sarà una storia secondo me molto intrigante, su un tema tutto sommato anche attuale, perché riguarda, diciamo, il rapporto uomo-donna in una forma, diciamo così, abbastanza deleteria, come a volte succede quando le cose si incartano, ma comunque le mie chiaramente sono storie. E niente, cerco poi di rivestirlo con una narrazione gradevole e uso sempre i due personaggi che ormai per me sono tradizionali: c'è un investigatore e c'è un agente segreto che collaborano e che incappano in una vicenda in cui c'è un maschietto, diciamo così, che non tratta bene le donne con cui viene a contatto, ecco, mettiamola così. Bravo dottor Ponzin, ricordiamo il giallo e il nero, questi libri che ha anche presentato il dottor Ponzin, e la ringrazio, ecco, per questa attenzione che mette anche su queste figure. Io sarei anche stanca, sa dottor Ponzin, di dividere sempre uomo-donna, anche se lo devo fare perché i femminicidi, abbiamo iniziato il 2024 con 19 femminicidi, vi rendete conto? 19 femminicidi, perché vorrei parlare di persone, ecco, vorrei iniziare proprio a parlare di persone, però purtroppo con questi numeri dobbiamo ancora mettere davanti questa figura femminile maltrattata, violentata. Avete sentito di tutto e di più e veramente qualcuno si deve muovere per cercare di fare più prevenzione anche culturale possibile. Allora adesso invece andiamo a vedere anche questi attrezzi che abbiamo visto prima con le foto, che così ci spiegherà che erano nell'angolo di Dio ti salvi Perin, questi attrezzi che abbiamo visto, le foto che adesso il nostro regista manderà in onda. Io, se posso prendermi la libertà, vi saluterei. Certo dottor Ponzin, la ringrazio invece, grazie veramente dottor Ponzin, veramente grazie, buona giornata e grazie di essere stato con noi. Grazie come sempre dell'ospitalità e buongiorno a tutti. Grazie. Sì, le altre foto, quelle che vedevi, questi attrezzi, ecco, in questo angolo che abbiamo visto prima, per far capire l'importanza anche dell'attrezzatura di una volta, che si inventavano di tutto e di più. Ecco, questi attrezzi antichi che veramente miglioravano sempre di più. Certo. Ecco, perché c'era la voglia di lavorare bene, di cercare di vedere anche di migliorare questo attrezzo, perciò l'attrezzo cambiava nel tempo. Prego Adriano. Sì. Eccoli qua.
Ecco, tutti questi attrezzi che il nostro amico Vulcano, Dio ti salvi Perin, ha messo a disposizione sono proprio di una volta. Ecco, vedete quel signore che è sopra là, quello là serviva per sgusciare, si chiamava anche pigna, l'orzo o decorticare i cereali. Ecco, altre cose che aveva portato, abbiamo visto delle locomotive a vapore che lunedì, quando era? No, sabato. Ecco qua l'angolo degli attrezzi, Adriano, che parlavamo. Qua vediamo la Mirella e Fausto che stanno grattando quel vapore per dare una dimostrazione pratica che anche questa è da recuperare, insomma, e non a tempi lunghi verrà sistemata. Ecco. Vediamo anche questa foto, Fiera Godega Perin, ma soprattutto vorrei vedere anche se c'era questa locomotiva. Ecco, vediamo anche la locomotiva perché è qualcosa di veramente bello. Ecco, intanto sentiamo la nostra Maria da Bovolenta, poi vediamo la locomotiva. Vai Maria! Ciao Mirella e un buongiorno ai tuoi ospiti. Credevo di fare in tempo per il dottore oculistico. Hai visto che era in divisa da chirurgo, hai visto? Perché volevo dirle che ho come delle ragnatele, che è un periodo che vedo come ragnatele appena che mi sveglio. Sarà... robe di vecchiaia. Mirella, niente, volevo dire al signore lì che mi fa tornare indietro nel tempo, quando mio nonno aveva tutti quegli attrezzi lì, guarda che bello che era, altro che Mirella. Perché non c'è la macchina del tempo per tornare indietro per un po' a vivere quei belli, anche se non avevamo niente, ma avevamo tutto lo stesso. Sai Mirella, si stava meglio quando non avevamo niente, eravamo contenti di tutto. Giocavamo, non so se tu hai giocato da piccola a quei sassi che si buttava per aria, come le biglie là così. Ecco, noi avevamo quello e ci divertivamo e senza tanti problemi come che c'è adesso. Adesso c'è tutte queste problematiche, tutti questi problemi, tutte queste sensazioni. Guarda Mirella, io ora se tornassi indietro vorrei vivere questo mondo qua, perché io non mi trovo, ecco. Va bene, bisogna abituarsi, però è fatica. Va bene Mirella, ti saluto te e Grazie, tuo ospite. Complimenti di attrezzi che mi porta dietro nel tempo. Grazie, Buona cara Maria. Comunque... a tutti quanti, ciao Mirella. Ciao cara, ciao. Il consiglio che ha dato il dottor Ponzi, infatti controllatevi perché è sempre meglio, perciò anch'io ti dico fate i controlli perché i controlli sono molto importanti. Controllare vuol dire controllarsi, vuol dire fare prevenzione e sapete che la prevenzione è l'amica di star bene. Ecco, se volete star bene fatevi i controlli indipendentemente di quali controlli, ma fate i controlli. Allora, ormai l'ora è passata, Zanatta, come ci saluti? Cosa vuoi dire? Voglio dire una cosa, innanzitutto grazie a te, all'amico Dio ti salvi, ma vorrei dire che ora che questi mulini non macinano più a pietra, spero che possano macinare dei sentimenti profondi nella mente degli uomini per far creare così un forte connubio tra il passato e il presente per un futuro migliore. Bellissima. Vediamo anche la foto con Mirella e Perin perché se lo merita. In questo vapore, sabato sull'inaugurazione dove sei tu e l'amico Perin, è montato su Zaia e era in vapore. Ho visto un bambino che si divertiva a tirare. Forse sperava di diventare vapore, di volare e circondare il mondo, il suo mondo. Ho visto anche i grandi diventare bambini. Ecco, che è stata una bellissima cosa. Perciò ringraziamo tantissimo Adriano Zanatta, questo pensionato appassionati di attività rurali. Ecco, spero di vederlo ancora in altre mostre, nel museo suo a casa, bellissimo, perché veramente queste tradizioni vanno veramente supportate e fatte vedere e fatte conoscere, specialmente ai bambini che forse sono più curiosi di noi. Grazie Adriano, buon lavoro, buona giornata, pubblicità.
due graditi ospiti, anzi si presentano in presenza. Chi abbiamo? Prego. Beh, io sono Leo Bassi, sono un manager sportivo, un procuratore e un manager sportivo. Mentre collegato da Silea chi abbiamo? Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Sono Giancarlo Gazzola, vicepresidente di Mountain Wilderness Italia, un'associazione di alpinisti per la tutela ambientale delle montagne. Allora, cominciamo proprio dal nostro Giancarlo Gazzola, che è stato ospite più volte. Ecco, questo gruppo che sta cercando queste persone, sono tante, ve lo posso assicurare, che vogliono il bene dell'ambiente, della montagna in particolare, ecco, che si sono veramente, che hanno messo la faccia per cercare di far capire, guardate che con questo registro non si va da nessuna parte. Ecco, cosa sta vedendo e cosa la preoccupa, anzi cosa ti preoccupa di più, Giancarlo, visto che ci conosciamo e ci diamo del tu, inutile fare tante... Prego Giancarlo, la cosa che ti preoccupa di più? La cosa che mi preoccupa di più è come stanno andando i progetti per le future Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Qualche mese fa ci eravamo salutati con l'intenzione ormai che il progetto della famosa pista di bob di Cortina fosse abbandonato, invece il ministro Salvini ha tirato fuori dal cilindro un nuovo progetto chiamato Light, leggero, per far vedere al Comitato Olimpico che l'impianto veniva a costare molto meno, sarebbero state ridotte alcune infrastrutture e quindi è stata riproposta nuovamente la pista di bob. Sentiamo Leo Bassi come commenta, ecco, partiamo con questo perché è all'ordine del giorno, cioè li vediamo quasi tutti i giorni, ecco, queste Olimpiadi che avremo fra breve perché non manca tantissimo, prego. Ma mi sembra una questione ormai diventata grottesca perché io lo sto seguendo da mesi. Cortina è stata scelta come sede delle Olimpiadi insieme a Milano nel 2019, siamo nel marzo del 2024, non risulta che siano iniziati ancora i lavori per la pista da bob, che è diventato un fatto politico e questo è il problema. Sarebbe stato accettabile se si fosse iniziato 3 anni fa. Iniziare adesso vuol dire iniziare con tantissimi punti interrogativi. Segnalo che nessuna pista da bob costruita nel mondo è stata fatta in meno di 830 giorni, questo per statistica. Siamo a 618 giorni e per il momento mi pare siano stati abbattuti soltanto l'Arici, ma la cosa più grave secondo me di questa vicenda è che questa pista da bob, in generale la problematica legata alle Olimpiadi è diventata divisiva del territorio, cioè qui a Cortina c'è il partito dei pro e il partito dei contro, ci sono i cortinesi uno contro l'altro e questo non doveva succedere. Se pensiamo che le Olimpiadi nei tempi antichi, ai tempi della Grecia antica, interrompeva le guerre, le Olimpiadi interrompevano le guerre, c'era la guerra fra Sparta e Atene, si interrompeva per 15 giorni o il mese necessario, poi si riprendeva. Qui invece manca 1 anno e mezzo all'inizio delle Olimpiadi, sono tutti in guerra. Ecco, Giancarlo Gazzola, come commenta queste parole di Leo Bassi, una persona che sa quando parla perché è competente, non è mai successo, i giorni sono troppo pochi, vedremo se anche chi va a farsi il giretto sulla Luna, mai dire mai in politica, però prego Gazzola. Concordo in pieno quello che ha appena detto, ma il problema qual è? È che il Comitato Olimpico è da tantissimo tempo che sta dicendo che la pista di Cortina non doveva essere costruita, ma doveva essere usata una pista già esistente e quindi c'erano altre soluzioni. L'altro problema qual è? Che rischiamo i lavori, intanto è stato distrutto un bosco meraviglioso di larici e anche molti sono centenari, anche se dicono di no, ma noi siamo andati su a verificare, li abbiamo controllati e guardati, ce ne sono parecchi che avevano oltre 100 anni. Ma il problema qual è? Che se continueranno con i lavori della pista, con l'impresa, riusciremo eventualmente, chi lo sa, a terminare la pista, ma oltre i tempi stabiliti dal Comitato Olimpico, quindi i tempi stabiliti sono marzo 2025, se non termineranno la pista di bob con il collaudo e tutto entro quel periodo, il Comitato Olimpico trasferirà comunque le gare olimpiche in un altro paese estero.
Quindi c'è il rischio che avremo, oltre al danno, anche la beffa, perché avremo una pista di bob eventualmente terminata oltre i tempi stabiliti e non faremo le gare olimpiche. Sì. Prego Bassi. Sì, giustissimo quello che lei ha detto. Il punto è che già 6 mesi fa, davanti a questo problema, il Comitato Olimpico Internazionale aveva proposto una sede alternativa all'estero. Si erano proposte Innsbruck e si era proposta St. Moritz. Innsbruck costava un po' di più rimetterla a posto, St. Moritz era relativamente pronta. La regola del CIO dice che la pista da bob deve essere esistente e funzionante, quindi la pista di Cortina, che deve essere ancora costruita, non è né esistente, perché non l'hanno ancora fatta, e tantomeno funzionante. Il CIO aveva proposto la pista di St. Moritz. Il CIO ha sede in Svizzera, la pista di St. Moritz è in Svizzera. Allora la politica, quella, diciamo, la politica con la P maiuscola, quella di Roma, non ci si poteva fare una domanda, magari un 2+2 per arrivare a capire per quale motivo il CIO ci propone la Svizzera? Io me la sarei fatta questa domanda e avrei risolto spendendo 25 milioni di euro anziché i 100 previsti, con tutti i problemi che ha lo sport italiano, finanziario, per non parlare delle scuole, per non parlare degli impianti abbandonati, e la pista da bob. Problema aggiuntivo, non basta farla, poi bisognerà gestirla dopo, perché il problema è oggi, domani, ma soprattutto dopodomani. Chi gestirà la pista da bob in futuro? C'è un business plan? Non c'è un business plan. Io l'ho chiesto varie volte. Spieghi cos'è, perché diversamente i giovani a casa devono capire. No, i giovani penso che capiscano benissimo, ma il business plan, diciamo, è... Allora, sono finite le Olimpiadi, benissimo, un grande successo, ce l'abbiamo fatta. Dal giorno dopo chi gestisce la pista da bob, che costa un sacco di soldi evidentemente, perché il ghiaccio si scioglie e poi da marzo a novembre successivi, ammesso che nevi, che si possa formare di nuovo la pista, chi la gestisce, con quali soldi, quali iniziative sono state pensate, diventerà un parco multidisciplinare, altrimenti, come molto possibile, spero non probabile, ma molto possibile, finirà una cattedrale nel deserto, come in Italia ce ne sono almeno 50. Una ce l'abbiamo anche a Treviso, perché non dimentichiamo che il velodromo è ancora lì, è stato costruito per 2/3 e adesso chi lo gestisce? Non c'è una risposta, e non c'è una risposta nemmeno per la pista da bob futuribile. Abbiamo Antonio da Padova, ciao Antonio. Sì, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Io vedo delle fotografie dei campi che anche essere coltivati sono messi a pannelli solari. Guarda, io Mirella ti dico la verità, è un paese di SSS proprio, ma mi trovo sul conto, sulle bollette il costo anche della CO2, cioè io produco anidride carbonica. In un paese dove si tagliano le piante, che so che una pianta, un albero, produce, mi sembra, sui 30-40 kg di ossigeno, basterebbero 10 piante per ogni persona per creare e per fare i nostri fabbisogni di ossigeno. Ma purtroppo questo paese sega le piante. Io guardo in giro, ti vedi dappertutto dei capannoni, dei supermercati, delle cattedrali grandissime. Queste cattedrali consumano perché non sono green, non hanno pannelli solari, consumano. Ma perché io devo pagare per queste cattedrali qua? Addirittura adesso le Olimpiadi si fanno segando le piante. Ma sono Olimpiadi queste qua? Ma l'Olimpiade deve essere una cosa serena, una cosa che porta benessere, allegria. Ma questa qui è una tristezza. Ma dico io, ma chi ci governa? Ma io guarda l'esempio più pratico, no? Che ci manderanno alla fame per portarci alla schiavitù. Noi siamo schiavi dei nostri governanti perché logicamente io hai la macchina che è buona, no, la devi buttare via perché devi mettere su l'elettrico. Ma buttando via la mia macchina che ha 7-8 anni non è un inquinamento, quella macchina dove che va a finire? In discarica. Cioè è tutto un hobby, cioè ci stanno obbligando ci stanno schiavitalizzando praticamente. Cioè questa qui non è più libertà,
Questo qua è dittatura, questo qui non è un paese libero, questo qui purtroppo è un paese, diciamo, sotto ai ditta e le lobby. Buongiorno e grazie. Grazie caro Antonio. Allora sentiamo naturalmente Gazzolla. Allora Giancarlo, come commenti questa telefonata? No, ha completamente ragione, perché non è possibile tagliare dei boschi molto importanti, tipo quello dove è stato distrutto quello per la pista di bob. Pensiamo che quelli sono larici, non sono palme da giardino, sono dei larici antichissimi, e se guardiamo la storia o se chiediamo alle persone anziane di quei luoghi, proprio quel bosco era uno dei pochi che non veniva mai tagliato, perché tra l'altro il larice riesce a mantenere il terreno molto solido, fa filtrare l'acqua, purifica le sorgenti. Là vicino c'è anche una sorgente, adesso voglio vedere io come andrà a finire dopo aver tagliato tutto questo bosco. Il larice è una pianta molto importante e tagliare in quel posto è stato gravissimo, quindi ci sarà un danno veramente enorme. Però Gazzola, io ho ricevuto delle telefonate che chiedono, ma l'UNESCO, allora questa medaglia che veramente ci appendiamo, abbiamo l'UNESCO, ecco, spieghiamo una volta per tutte l'importanza e cosa può fare l'UNESCO. Prego Gazzola. L'UNESCO ha solo in pratica riconosciuto il bene, quanto importante è e sono le Dolomiti. Ha detto: voi avete un bene preziosissimo, lo dovete conservare e tutelare. Questo hanno detto all'UNESCO. Il problema è che adesso noi abbiamo la famosa patacca dell'UNESCO, ma non viene rispettata. Quindi vogliono la pubblicità dell'UNESCO per attirare turismo di massa, ma l'ambiente dolomitico non viene rispettato. Noi abbiamo già sollecitato più volte come associazioni nazionali l'UNESCO a Parigi di intervenire, e lo rifaremo anche questa volta, soprattutto con il disastro che stanno facendo per queste Olimpiadi. Noi a questo punto cercheremo di far togliere il marchio UNESCO. Io l'ho detto anche in regione tempo fa, che sono stato invitato a un incontro, ho detto: se voi combinate questi danni, oltretutto è passato anche quel messaggio, quella legge regionale di pochi giorni fa di costruire delle case di vetro trasparenti, non so, le famose casette di montagna. Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana di questo. Proprio. È veramente una vergogna, cioè non si può distruggere le nostre montagne e farle diventare dei parchi giochi. Molto importante, prego. Sì, è molto interessante quello che ho sentito adesso, perché tra l'altro il problema della sostenibilità, il problema della ecosostenibilità è anche un problema ormai delle Olimpiadi. Alle Olimpiadi fino a 20 anni fa all'ipotesi si candidavano 6-7 località. Oggi in questo momento, proprio per questa necessità e questa paura, diciamo, di rovinare l'ambiente o comunque di portare più problemi, più danni che benefici, partecipano pochissime città. Non dimentichiamo che Cortina ha vinto le Olimpiadi ed erano in competizione in 2. Quindi non è che ha vinto una gara in 8 contro 8 contro 10, ha vinto una gara contro Stoccolma, che era abbinata alla località montana di Åre, che ha rinunciato praticamente subito, perché già lì, anche da loro in Svezia, avevano grandi problemi, diciamo, di convincimento della popolazione. Quindi bisogna farci una riflessione anche sull'evento Olimpiadi in sé, che deve completamente ridimensionarsi, perché anche insistere su un'attività rispettabilissima e storica come il bob e lo skeleton, che però ha 26 tesserati in Italia e sta creando questo tipo di problemi, io se fossi presidente del CIO qualche domanda me la farei. Però Bassi, quello che vorrei far capire anche a casa, perché ritorno sulla pista da bob? Perché non è la pista da bob in sé, sono i soldi pubblici che vanno in un percorso che aiuta i VIP. Io non sto parlando del mondo dello sport. Qui in Italia, specialmente nella politica, vincono le lobby, il business, e questi riescono a superare la volontà del popolo. Questo popolo che è silente,
Con cosa combatte Bassi? Quali armi? Ci hanno tolto anche le preferenze. Non riusciamo neppure a votare chi vogliamo noi e poi ci accusano che non andiamo a votare. Ecco, non vai a votare e sbagli, sì, ma se vado a votare voto quello che vuoi tu. Questo popolo che culturalmente non riesce a vedere più in alto, non riesce a capire che non deve seguire il Dio bue, ma deve seguire Mosè per farci capire a tutti. Invece questi continuano, e qua lo dico sveglia Veneti, ecco, stanno premiando sempre il Dio bue. E là è il grande problema. Allora, se ci facciamo così tanto male, è perché non riusciamo a fare sveglia Veneti. Svegliatevi, cercate di capire, perché questi che hanno deciso di fare questo, fra poco passeranno, non ci saranno più. E noi ci ritroveremo a pagare una cosa che non abbiamo voluto, ma che ci è stata imposta da qualcuno che non c'è più e se ne frega. Tanto quella l'ho già fatta e adesso pagatevela. Avete sentito Bassi cosa ha detto il numero delle opere incompiute o delle opere che ci sono ma che non vengono più utilizzate, 48. Che sono nel degrado totale? Quasi 50. 48. Chi è che le ha pagate? Perché se le avessero pagate, oppure se la pagassero con i soldi propri, Bassi, per carità, però senza rispettare la natura, però non tagliarmi questi boschi completi come ha spiegato, ecco, benissimo Giancarlo Gazzola. Ma questi se ne fregano altamente. Guardi, questi decidono di fare quello che vogliono perché il potere ce l'hanno loro e voi qualcuno gli va dietro. Prego Bassi. No, noi siamo campioni del mondo delle inaugurazioni e gli ultimi del mondo per le manutenzioni. Siamo bravissimi a tagliare i nastri, siamo pessimi a gestire quello che abbiamo fatto. Dico anche che all'interno, poi rimanendo nel tema specifico sportivo, anche le istituzioni sportive sono diventate elefantiache e gli eventi sono diventati elefantiaci e questo è il motivo per cui le Olimpiadi non le vuole più nessuno, questa è la verità. E i grandi eventi internazionali, faccio l'esempio del campionato del mondo di pallacanestro che è stato giocato fra agosto e settembre, è stato giocato in 3 paesi diversi, Indonesia, Giappone e Filippine. Senza gelosie e senza invidie una con l'altra, una suddivisione di impegno che è sostenibile, che era sostenibile, senza alcun tipo di problema o di, diciamo, orgoglio politico che viene fuori, perché qui il problema della pista da bob è un problema di orgoglio politico. Qui a un certo punto qualcuno ha messo il cappello, ha detto qui la pista noi la dobbiamo fare, quanto costa? 120, costa 120. Le palestre, lei lo sa, Gazzola, lei lo sa, metà delle scuole italiane non ha una palestra, le scuole italiane sono 25.000. Qual è stato qual è l'investimento all'interno del PNRR per le attività sportive, fra cui il recupero delle eventuali palestre esistenti o la costruzione di quelle che non ci sono? 0,4%. Questo è lo schema mentale della nostra politica. 0,4% su 223 miliardi vuol dire circa 1 miliardo. Bene, di questi il 30% sono stati destinati al recupero delle palestre. Lo dividiamo per 25.000, so quanto viene fuori? Forse serve a mettere a posto gli spogliatoi, ma non credo che ci arriviamo. Stiamo parlando di 10.000 euro a scuola. Gazzola? Questi sono i numeri. Pensate che Cortina non ha, da 12 anni mi sembra, non ha la piscina comunale, è mezza distrutta e abbandonata, per dire, no? Però facciamo il bob che poi verrà sicuramente abbandonato perché al comune di Cortina, che dovrà prendersi l'incarico eventualmente per mantenerla per i prossimi 30 anni, dovrà spendere circa 1.400.000 euro all'anno, quindi pensate un po' che cifre ci sono. Ma la pista di bob, diciamo, è la punta dell'iceberg di tutto quello che c'è intorno alle Olimpiadi, perché poi ci sono le infrastrutture, ci sono tutti i collegamenti sciistici che vogliono fare con la scusa delle Olimpiadi, che non serviranno a nulla e non serviranno per le gare olimpiche, ma per ben altro. Ma se volete vi cito alcuni dati di cosa stanno per spendere anche nella zona della Lombardia, perché le Olimpiadi non sono solo Cortina, ma sono anche in Alto Adige, sono anche a Bormio, a Livigno, in Valtellina. Per esempio a Predazzo, io ho dei dati qui sotto mano, a Predazzo ci sono i trampolini del salto che li devono restaurare
e dovevano costare, se li facevano subito questo lavoro, intorno ai 10 milioni di euro. Ora costano complessivamente 41 milioni di euro. Il lago di Tesero ci sono le piste di fondo 7 km lontane da Predazzo. Le opere dovevano costare intorno ai 5 milioni di euro nel 2019. Ora siamo già a 22,5 milioni e i lavori devono ancora iniziare. Le piste devono essere potenziate, naturalmente con innevamento artificiale, perché con il cambiamento climatico potete vedere che la neve è sempre meno e quando arriva nei periodi che ormai l'inverno sta per finire, quindi durerà pochissimo e non farà magazzino. Poi avremo una pista di ski roll sempre in quelle zone con 1,2 milioni di euro e anche questi verranno buttati al vento, perché poi voglio vedere proprio chi li userà, mentre non si spendono un centesimo per gli ospedali della zona, della Val di Fiemme, per Cavalese. Qui non arriva un centesimo e buttiamo via milioni di euro per queste strutture che poi verranno sicuramente abbandonate. Quindi è veramente un disastro queste Olimpiadi. E le chiamano le Olimpiadi ecosostenibili, queste sono Olimpiadi insostenibili, ma in tutto e per tutto. Allora, Gazzola, la Presidente dell'Industriale di Belluno, Lorraine Berton, ha detto che state strumentalizzando queste Olimpiadi. Lei cosa risponde? Ma cosa vuole che stiamo strumentalizzando cosa? Stanno devastando tutto, stanno usando i soldi pubblici nostri che potrebbero essere usati in altri modi. Avremmo potuto fare le Olimpiadi se ascoltavano il Comitato Olimpico subito e usare le piste dove sono già funzionanti, tipo anche quella di bob per esempio. Le Olimpiadi si potrebbero già fare domani mattina. Questo è il problema. Altro che strumentalizzare. Allora adesso gliela faccio sentire, andiamo a sentire proprio questo cantiere, cosa dice la Presidente Lorraine Berton. Le proteste le trovo assolutamente legittime, anche se devo dire molto molto faziose, perché alcune delle cose che vengono dette, che sono state dette e che verranno dette nei prossimi 2 anni sono ideologie oramai superate. Le Olimpiadi, se fatte anche a Cortina, devono essere fatte bene. Nessuno si è inventato alcunché. Il bob era ed è nel dossier olimpico e chi ha segnato le Olimpiadi sapeva che il plus della candidatura stava nella realizzazione di una nuova pista. La Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti risponde così alle proteste di ieri e di oggi degli ambientalisti e non troppo velatamente anche al recalcitrante Comitato Olimpico che da domani sarà in tour tecnico nelle sedi di gara in Veneto. Abbiamo lottato per avere questo evento, per tutto ciò che rappresenta per il nostro territorio e il bob fa parte di questo grande progetto, dice Lorraine Berton. Non ci sarà un danno al patrimonio verde stupendo, bellissimo, di cui siamo tutti innamorati. Anzi, ne verranno messi di nuovi e più giovani che forse proprio con le nostre intemperie abbiamo visto con il Vaia, forse sono anche in qualche modo un dovere oggi farlo, perché abbiamo visto il disastro che c'è stato con il Vaia sui nostri territori. La Presidente di Confindustria parla della legacy dell'eredità olimpica, degli investimenti sulle infrastrutture e sul futuro dei giovani. Una Olimpiade ridotta sarebbe una umiliazione per Cortina e la provincia tutta. Noi non possiamo presentarci di fronte al mondo come i ultimi arrivati. Abbiamo la struttura, abbiamo la capacità, abbiamo la forza, abbiamo la volontà. Abbiamo una delle poche occasioni che ci vengono date. Lavoriamo tutti insieme e crediamoci nel rispetto della natura, ma lavoriamo per tutelare questa fragilità. Oggi le infrastrutture si fanno con tecniche completamente diverse, non 4.0, 5.0. C'è un'azienda che garantisce il lavoro, che lo garantisce ben fatto, che lo garantisce nei tempi. Basta polemiche, andiamo avanti e pensiamo al futuro e ai nostri giovani. Quanto agli eventi, Confindustria Belluno Dolomiti con provincia e comune di Belluno stanno lavorando ad una 4 giorni olimpica. Il piano è già stato illustrato alla Regione, i dettagli saranno svelati al massimo tra 15 giorni. Leo Bassi, manager sportivo, come commenta queste parole della Presidente Lorraine Berton? Ma sarebbe da dire no comment, ma diciamo che è abbastanza inquietante perché si trasforma. Allora, i soldi non sono ideologia, i soldi sono soldi che possono essere indirizzati in una maniera o possono essere indirizzati in un'altra.
quello che sta succedendo, che ormai è successo ed è agli atti, è una distorsione, no, di risorse pubbliche su un'operazione che era fallimentare 6 mesi fa da tutti i punti di vista, ideologico, a proposito, finanziario e anche politico, perché a un certo punto qui noi, chi costruisce avrà la spada di Damocle della commissione del CIO che ogni 3 mesi vorrà capire a che punto siamo, e speriamo che non succeda nulla, perché a questo punto, se la pista di bob non fosse pronta per il collaudo nel giugno del prossimo anno, non ci sarebbe più nemmeno l'alternativa. Sentiamo Gazzola. Tra l'altro ha parlato la Presidente degli alberi che verranno rimessi, no? Allora tagliamo alberi che hanno più di 100 anni e ripiantiamo piantine di 50 centimetri che 3/4 poi verranno mangiati sicuramente dai cervi. E non si rende conto che tagliare un bosco antico, un ettaro, io so i dati qua proprio degli studiosi, non anche me li invento io, un ettaro di bosco maturo assorbe circa 24,2 tonnellate all'anno di CO2. Qui andiamo a tagliare oltre 2 ettari solo per la zona della pista di bob, quindi andiamo a togliere 48.000 tonnellate di CO2, queste si potevano togliere. Figuriamoci con quelle piantine che metteranno, alcuni dicono 10.000, altri 20.000. Noi abbiamo chiesto l'accesso agli atti al Comune di Cortina come associazione per avere tutta la documentazione necessaria anche per capire bene quanti alberi hanno tagliato, quanti larici sono stati abbattuti, perché non si sa nulla, non ci dicono nulla. Noi eravamo lì quel giorno che sono iniziati i lavori dei boscaioli, il taglio dei larici, e si sono messi in moto solo perché quel giorno stesso arrivava l'ispezione del Comitato Olimpico e avevano addirittura incominciato le prime ore del mattino a tagliare giù i larici senza nessuna recinzione in quel luogo, e siamo dovuti intervenire noi chiamando la Digos e far smettere i lavori prima e far mettere in sicurezza l'area. E quindi questo è già una cosa che per capire come vanno avanti questi lavori. È arrivato il Comitato Olimpico e sono scesi con 2 pullman lì nel piazzale dove stavano tagliando questo bosco, e non è che hanno portato gli ispettori del CIO in giro per la pista per capire il danno che verrà fatto durante il percorso, no, hanno messo sul piazzale un cavalletto di un pittore artistico, hanno messo lì una tabella con la piantina disegnata della pista, lì sono stati là un quarto d'ora, 20 minuti e poi se ne sono andati. Hanno fatto un po' di teatro, sì è vero, hanno fatto teatro. Sì, io ero lì presente. Hanno fatto teatro, sì. Scusi che interrompo. Aspetta perché sennò se vi parlate sopra. Prego Gazzola. No, ha ragione. No, dico, io ero là presente con delle mie associazioni, c'era anche la nostra amica responsabile consigliera dei Verdi, la Cristina Guarda, che è riuscita a parlare con un ispettore del Comitato Olimpico, e loro ci hanno detto che continuavano a fare i controlli, nel senso che se rispettavano i tempi, e se non venivano rispettati sarebbero andati da un'altra parte con le gare olimpiche, perché questo può fare il CIO, perché non può impedire la costruzione della pista perché è una cosa del governo. Il governo può fare anche 10 piste di bob se vuole spendere il denaro pubblico, però il CIO può dire no, voi dopo non potete fare le gare. L'unica cosa che può fare è che il CIO le gare sono di sua proprietà, tra virgolette, ma non è del governo. Però il governo può costruire la pista, e fate la pista e poi vedremo. La visita della commissione è stata veramente... Un teatrino costruito, fra l'altro sono venuti in 12, non si capisce per quale motivo in 12, penso che ne bastasse 1 o 2 al massimo, magari competenti anche, perché all'interno di queste mega commissioni che stanno 4 giorni a Venezia in vacanza, poi vengono un giorno a Cortina per sentirsi dire le cose, ma senza una competenza specifica di contestazione di quello che viene fatto. Vabbè, all'interno poi ci sono membri, uno viene dal Pakistan, l'altro dall'Indonesia, quindi non lo so quanto tipo di competenza possono avere in tema di impianti sportivi invernali. Comunque al di là di questo, sì, il CIO può dire, però nel marzo del 2025 non può nemmeno più dire, o nell'ottobre del 2025 non può nemmeno più dire no, non si fa la gara si fa da un'altra parte. Però bisogna vedere se l'altra parte è pronta.
Però Bassi, io vorrei chiedere anche... No, volevo dire una cosa, Prego. scusate, a proposito degli alberi abbattuti, no? Allora in Austria, l'Austria è un paese che vive di sci. Bene, lo sci è veramente una, se non la prima, insieme al turismo e sci. Allora, in Austria non si costruiscono più piste da sci, se non assolutamente necessarie, e se si abbattono gli alberi si rimettono gli stessi alberi, non le piantine, come giustamente diceva Gazzola, che vengono mangiate dai cervi, gli stessi alberi, e si decide prima dove vengono riposizionati, nello stesso numero e magari anche di più. Allora, io direi a casa che dovete stare molto attenti, perché io non faccio queste trasmissioni a caso, la Mirella ancora con la pista, è che sono soldi vostri. Allora voi chiamate la Mirella, mi mandate le mail, i WhatsApp, aiutami, perché... e poi magari votate le persone che decidono di fare delle cose che al momento, visto la fragilità di questo paese, dovrebbero essere destinate ad altro. Perché, ripeto, sono soldi vostri e sono centinaia di milioni. Ma quello che voglio chiedere anche a Gazzola, ma è politicamente corretto, Gazzola, non ascoltare le voci degli esperti, dove io li ho avuti, qua cito una primis, la professoressa Mazzoleni, urbanista di primo livello, ma tutti quanti i ricercatori, tutti quanti gli scienziati, tutte le persone addette ai lavori che sono venute qua e non solo politicamente indirizzati, ma sono libere, che hanno detto è pericolosissimo farla là. La professoressa Mazzoleni ha spiegato che Cortina non è in Piemonte, il Piemonte non ha la fragilità di Cortina, perché ci sono zone e zone, ma è politicamente corretto non ascoltare gli esperti, non ascoltare gli ambientalisti, perché voi sapete di cosa parlate, ma siete arrivati l'ultimo anello della catena. Prima perché non avete i numeri, i voti, perché parlano ma non vi votano. Secondo perché non vi interpellano, non vi ascoltano. E il problema è che non vi ascoltano le persone che non sono competenti. È quello il problema. Io. Beh, Ma io, sì. Voi cosa dite a questo io? Pensate che noi eravamo all'interno come associazioni nazionali, noi, WWF, CAI, tutta gente che conosce la materia, diciamo, no? Eravamo all'interno della fondazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Siamo stati dentro per un bel periodo a fare gli incontri e quant'altro, non ci hanno mai ascoltato. E quindi a un certo punto abbiamo deciso di interrompere il rapporto e siamo usciti con un grande comunicato stampa che ha fatto anche un po' scalpore. E li abbiamo lasciati andare per la loro strada, tanto non ci avevano nemmeno mai ascoltato. E quindi queste cose qui noi diamo fastidio, perché noi gli mettiamo il bastone tra le ruote, perché non è che non chiediamo, non è che non volessimo le Olimpiadi, ma le volevamo che venissero fatte e tutte le infrastrutture venissero costruite come era stato firmato l'accordo iniziale. Invece di tutto quello che è stato firmato non viene rispettato, perché ci sono interessi probabilmente che devono fare altre cose, quindi questa è la storia. Noi ambientalisti, esperti o quant'altro, che possono fare il bene per il paese e anche dare delle soluzioni alternative al lavoro che loro stanno facendo, perché non è che diciamo sempre di no, gli diamo anche delle soluzioni, delle proposte. Noi abbiamo ingegneri, architetti, gente esperta all'interno nostro, quindi potevano anche ascoltarli. Ma invece niente, a loro non interessa il nostro parere, questo è il guaio. Io dico che ho visto che la fondazione Milano Cortina ha cambiato il presidente per 3 volte in 4 anni. Magari sono competentissimi, io in 40 anni di attività nessuno dei 3 nomi li avevo mai sentiti, mai. Quindi è però preoccupante anche che ci sia questo continuo cambio al vertice, perché ora che uno esce e ora che uno entra ed entra nel meccanismo, intanto passano i mesi e questo è il risultato. Oggi è il 5 marzo e i lavori, se uno va a Cortina dice ma la pista da bob quando la faranno? Perché non è cominciato ancora, non si sono cominciati i lavori, si sono cominciati gli abbattimenti. Esatto. Allora andiamo a vedere proprio questo presidio contro questa pista da bob, era il 19 febbraio, perciò l'altro giorno, andiamo a vedere. Pista Eugenio Monti di Cortina fa discutere, devono cominciare i lavori
oggi un presidio per protestare, però a dire la verità guardando i partecipanti, non tanti e soprattutto pochissimi di Cortina. Tante le sigle ambientaliste riunitesi a Cortina per protestare contro la costruzione della pista da bob, quasi altrettanti gli appartenenti delle forze dell'ordine a scongiurare il rischio di disordini che per fortuna non si sono minimamente registrati. Quella che era la Eugenio Monti del 1956 oggi è un corridoio in terra battuta e chi manifestava inorridisce al pensiero della cementificazione. Noi speriamo che qualche ritardo ancora gli impedisca di fare. I tempi sono assolutamente impossibili. La pista di bob dei Giochi Olimpici moderni, costruita più in fretta fino ad ora, è stata costruita con 250 giorni in più. Dito puntato sui costi, lievitati a dismisura. C'erano state promesse Olimpiadi a costo zero e i conti che abbiamo fatto ad oggi sono solo conteggi istituzionali, quindi spese previste da regioni o dallo Stato italiano. Siamo in prossimità di 6 miliardi di spesa. Qui si spenderanno 128 milioni di euro quando la vecchia pista era stata chiusa già nel 2008 e solo la gestione della pista costerà 1.400.000 euro all'anno a un comune piccolo di 5.800 abitanti come Cortina d'Ampezzo. Assente o quasi la politica ed i suoi rappresentanti, tranne chi su questo lato del fronte si è sempre schierato. Non si può pensare di spendere 120 milioni di soldi pubblici quando la sanità bellunese è allo stremo, addirittura i tecnici dicono che dovranno essere ridotte le strutture a causa delle continue perdite dell'ULSS e non è possibile spendere 120 milioni di euro per una pista da bob quando l'intero sistema scolastico del Veneto ha ricevuto meno fondi, meno di questi fondi dai fondi europei del PNRR. Dobbiamo avere delle priorità politiche e qui la battaglia non è soltanto ambientale ma è economica e sociale. Buttiamo 120 milioni di euro che capisco che non si possono trasferire agli ospedali come qualcuno vorrebbe, però non si possono nemmeno buttare così. Intanto la pista che c'era non c'è più e per quella che ci dovrebbe essere non è ancora stata posata la fatidica prima pietra. A raccontare quello che era e quello che potrebbe essere, accompagnando i manifestanti lungo il percorso, è chi quegli anni ruggenti li visse in assenza di tecnologia, comunicando al telefono e allo speaker il passaggio degli atleti. A Cortina d'Ampezzo, dove ci sono grossi problemi di alloggiare gli atleti sempre, sia in stagione che in fuori stagione dove gli alberghi sono chiusi, su un pendio come il nostro a soli 1200 metri dove fa troppo caldo, dove la temperatura è sconveniente per fare il bob. A San Moritz sono a 1800 e hanno la pista tutta girata a nord. E allora lì tiene addirittura in naturale fino adesso. Qui da noi invece, lo vedete, siamo a metà febbraio e neve non ce n'è quasi più. Allora Gazzola, come commentiamo, visto che tu eri presente, prego. Senza parole, perché questa è la situazione reale, no? Perché come si fa a progettare tra l'altro una pista a queste altezze, a queste altitudini con questi cambiamenti climatici? No, non è possibile. Poi questi soldi che vengono veramente buttati al vento, perché queste gare poi, questa pista cosa vuoi che venga usata? Non so, il presidente Zaia ha detto che d'estate faranno il taxi bob, che prevede di fare delle corse con un carretto dentro su questa pista con un pilota, con il cliente. Si parla addirittura che per fare un giro il cliente dovrebbe spendere 170 euro a corsa per poco più di un minuto. Cioè, sono cose ridicole, ma come si fanno a fare questi calcoli qui? Dove abbiamo bisogno di ospedali, abbiamo bisogno di servizi e quei paesi lì non hanno i mezzi per i ragazzi per andare a scuola. Rinforziamo queste cose qui, pensiamo eventualmente a una ferrovia. Fanno tanta pubblicità che hanno fatto la ferrovia per le Olimpiadi con la Freccia Rossa Roma-Cortina. Ma quale Roma-Cortina? Che arriva al massimo a Calalzo dopo non so quante ore e poi da Calalzo devono andare con il pullman. A Cortina il treno non esiste più dal 1964 e fanno la pubblicità che c'è il treno che va da Roma e arriva a Cortina. Cioè, sono cose vergognose queste. Bassi? C'è poco da aggiungere. Penso che sia una questione purtroppo che in qualche maniera bisogna arrivarci, perché sento ancora dire che mancano 2 anni alle Olimpiadi. Non mancano 2 anni alle Olimpiadi,
perché le verifiche ultime si fanno nel novembre del 2025, quindi tutto deve essere pronto, anche il villaggio atleti per esempio dovrebbe essere pianificato. Mi pare che si sta ancora discutendo dove, quando, quanti posti eccetera. È chiaro che se ci fosse la pista da bob, per esempio, se la pista da bob fosse a Cortina ci vogliono più posti anche per gli atleti, ma in generale una cosa di cui ci si doveva occupare 2 anni fa, 3 anni fa, perché l'assegnazione è del 2019, siamo nel 2025, il 5 marzo la pista da bob è ancora lì, siamo ancora là a discutere se si fa o no. C'erano 5 anni per prendere una decisione. Giulia da Venezia, vai Giulia cara. Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno a tutti, anche agli ospiti che hai là. Niente Mirella, guarda, io guardavo che stavano tagliando questi larici, proprio mi si stringeva il cuore Mirella, perché ma abbiamo a che fare con persone che si ritengono studiate e fa il discorso che tanto verranno piantate, ma le piante nuove. Ma che discorsi sono? Ma le persone che vanno a visitare quei posti là hanno l'orgoglio, la voglia di vedere quei larici, perché la montagna è bella vedendo quelle vette di alberi. E insomma, io sono basita Mirella, ma guarda, ma importante, se non è ancora proprio deciso, perché hanno tagliato quegli alberi? Sai Mirella cosa si dovrebbe fare? A mettersi tutti d'accordo, tirar su le firme. Se non dovesse essere fatta oppure succedesse qualcosa, quelli che hanno deciso di fare queste cose dovrebbero essere messi in carcere, mandar fuori magari quelli che hanno fatto qualcosa di poco, che sono sempre lì, che criticano, e mettere dentro loro. Perché non è giusto. Pensa Mirella che io qua ho il giardino, era quello che mi hanno lasciato i miei genitori. Abbiamo un ciliegio che avrà 50-60 anni, mio figlio l'ha puntellato, è una pianta da cacco, una noce. E mio figlio dice sempre, anche se non fanno frutti, che stiano là. Guarda, mi dà un ossigeno Mirella d'estate, mi metto qua fuori dalla porta della cucina, è una meraviglia. Ma bisogna essere, Mirella, proprio con la cattiveria, perché hanno cominciato proprio con l'abbattere degli alberi. E allora dobbiamo renderci conto che là al governo sono andate persone arroganti e incapaci. Ti saluto Mirella, saluto tutti. Grazie Giulia, io spero che riusciate anche a capire che dovete anche alzare la voce anche voi, perché se io faccio queste cose le faccio per farvi capire che forse qualcuno sa del vostro silenzio, del vostro Minovò combatta e ne stanno approfittando, perché sanno che nessuno dirà loro che non è possibile farlo, perché la politica riesce ad arrivare molto lontano. Noi avevamo, per esempio, in Italia, non è che non c'è nessun competente in questo tipo di attività, nell'impiantistica sportiva. Uno molto preparato, per esempio, è l'attuale ministro dello sport Abodi, che è veramente un competente in materia, e io personalmente lo stimo molto e lo conosco bene, lo stimo molto. Lui è partito dal basso, veramente vendendo spazi pubblicitari nelle gare di sci, quindi il mondo dello sci lo conosce bene tanti anni fa, e poi si è sviluppato una carriera ottima e lui è molto preparato, però da quando è diventato ministro dello sport non sa più cosa fare. Cioè la politica lo ha inglobato e lo vedo in grandissima difficoltà anche per prendere decisioni semplici e soprattutto per dare delle informazioni corrette. Perché io questo oggi, la prossima settimana, fra 3 giorni iniziamo, sono 6 mesi che lo sento. Quindi questo oggi volevo capire che cosa diventa, perché l'oggi non è mai oggi, l'oggi è sempre domani, dopodomani oppure mai. Però le Olimpiadi che dovrebbero essere veramente una festa, sono diventate una rissa fra tutti, e questo è già in partenza una sconfitta.
Gazzola, ormai siamo in chiusura, che appello vuoi fare Gazzola, ma soprattutto ecco, a quelle persone che io ho ricevuto diverse telefonate, qualcuno diceva mi sembra Vladimiro, ma erano in pochi, la Cortina, esatto. Gli abitanti di Cortina non c'erano, ma i pochi hanno le associazioni e le associazioni rappresentano numeri e mi sembra che le associazioni competenti ci fossero tutte, ma anche come ho detto prima e forse dobbiamo svegliarci un po', la partecipazione collettiva, questo, prego. Esatto, manca la partecipazione collettiva. Io ho sentito anche sulle alcune televisioni pubbliche dove dicono ma c'era quel giorno che tagliavano gli alberi solo il musicista Brunello che suonava, bellissimo perché eravamo là, però non hanno citato che c'eravamo anche noi, che eravamo là, sono mesi che noi ci occupiamo di questo problema ed eravamo lì quel giorno che tagliavano gli alberi e poi viene detto c'era solo il musicista e non c'era nessuno che reclamava. Come non c'era nessuno che reclamava? Ma anche voi della TV nazionale non vi informate, non sapete chi c'era, cosa stiamo facendo da mesi, da anni, dall'inizio delle Olimpiadi, noi che stiamo occupando di questo problema. E la popolazione purtroppo ancora non sa nulla. Tra l'altro non sanno tante cose, non sono informate perché tante notizie non passano. Nei giornali, pochi giornali ci danno spazio a noi perché ci tagliano le notizie, noi le mandiamo a tantissime testate, però nessuno quasi ci pubblica perché non va bene che vengano date queste notizie. E quindi invito la popolazione a unirsi quando facciamo qualche manifestazione. Capisco che non è facile essere sempre ovunque, perché non è facile. Però cerchiamo di partecipare e che ci diano una mano a queste cose perché ci stanno giocando sulla nostra pelle, sui nostri soldi e anche sulla nostra salute. Quindi ci dobbiamo muovere. Prego Gazzola. No, scusa Gazzola, scusa. No, dico, bisogna che ci muoviamo tutti, c'è poco da fare. Questi qui ci stanno schiacciando soltanto per pochi politici che sono dei giochi loro, sono dei capricci. Cioè, ma non è possibile giocare anche sulla salute, ragazzi. Questa cosa qua dobbiamo capirla. È denaro pubblico, sono soldi nostri. Vabbè. Io penso che il governo ha una paura tremenda. In questo momento hanno capito che è veramente un problema anche di fare una figuraccia. A proposito, volevo fare un riferimento brevissimo a quello che ha detto la presidentessa Benton di Confindustria Belluno. Ha detto, pensiamo a essere uniti e pensiamo ai giovani. Cosa intende per giovani? La Pizzarotti non ha preso un operaio italiano giovane, li prende tutti, per finire, li prende tutti dalla Norvegia, perché vengono giù e sono abituati a lavorare a meno 20 non c'è più, ma insomma siccome si dovrà lavorare anche di notte, quindi noi giovani non li prendiamo, non porta nessun posto di lavoro e noi gli operai li abbiamo presi dal nord Europa. A proposito, però allora la pista deve essere fatta assolutamente in Italia, almeno la manovalanza la useremo in Italia? No, nemmeno quella, perché la prendiamo dalla Norvegia. Gazzola, vedo che annuisce. Sì, arrivano i vichinghi, hanno preso i vichinghi per lavorare da noi, perché hanno paura che i nostri abbiano freddo, ma non fa più freddo nemmeno a Cortina ormai, se vengono giù i vichinghi dovranno lavorare in canottiera, quindi è veramente ridicola questa cosa, altro che diamo lavoro agli italiani, diceva un tempo il ministro Salvini. Allora Gazzola, lei diceva i numeri, però noi abbiamo i numeri dei giovani, i giovani sono molto vicini all'ambiente, ecco, coinvolgere loro. Io ho detto l'altro giorno che darei il voto ai sedicenni, io glielo darei, perché come diamo il patentino, ecco, penso che invece ne abbiamo avuto dimostrazione, abbiamo tantissimi bravi giovani invece, veramente bravi giovani che forse dovremmo ascoltare di più e forse grazie a loro potremmo cambiare questo sistema politico che è impantanato e che sta distruggendo questo paese, perché è un sistema veramente che fa acqua da tutte le parti. Ecco, abbiamo un territorio da rivalutare, dobbiamo puntare sui giovani, forse dovete coinvolgere di più, Gazzola. Li abbiamo coinvolti, anzi a Venezia quando abbiamo fatto la manifestazione che il CIO stava facendo la conferenza stampa sotto la pioggia, sono venuti giù dei giovani di Cortina, dei bravissimi ragazzi e ci stanno dando una mano, ma anche quelli di Venezia, i giovani dell'università. Allora andiamo a vedere, il tempo corre, ma voglio vedere proprio questa contestazione, era il 23 febbraio, contestazione ambientalisti proprio per la pista da bob Milano Cortina Olimpiadi. Andiamo a vedere a Venezia.
Nonostante la pioggia e il vento, un centinaio di manifestanti si sono radunati sotto il Palazzo della Regione, vicino alla stazione ferroviaria di Venezia, per protestare contro l'organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026. I manifestanti hanno espresso preoccupazione riguardo all'impatto ambientale e agli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione della pista da bob necessaria per ospitare l'evento sportivo. Sono qui con altri miei amici ampezzani, siamo venuti a far vedere che ci siamo, che rappresentiamo quella parte di popolazione che da noi questa pista non la vuole. Noi da anni che perdiamo servizi, abbiamo un sistema stradale terribile, non abbiamo neanche un ospedale, le scuole stanno chiudendo una alla volta e la risposta dello Stato e della Regione è fare una pista da bob per milioni di euro, che poi verrà a costare più di 1 milione di euro. Adesso si parla di 1,4 milioni, però naturalmente bisogna vedere poi quanto in più costerà effettivamente a carico del nostro comune. Io credo che questa pista di bob sia proprio un inganno alla popolazione, perché non porterà assolutamente nulla, sarà solo un danno ambientale e un danno economico enorme. Sono qua per Extinction Rebellion, che è un movimento che si occupa di crisi climatica, proprio perché apparentemente la crisi climatica potrebbe sembrare qualcosa di molto astratto, ma in realtà passa proprio attraverso questo tipo di politiche e queste grandi opere. Un sacco di soldi pubblici per delle opere che non servono assolutamente al territorio e vogliamo che questi soldi vengano invece investiti in altro, perché la pista da bob c'è a Innsbruck. È tutto veramente folle, c'è Innsbruck a 2 passi, è venuto il sindaco di Innsbruck, è venuto apposta a Cortina a dire: potete usarlo tranquillamente, non dovete pagare niente, lo stiamo mettendo a posto noi perché ci serve. Ma insomma veramente non si capisce da che parte sta lo Stato italiano e il comune di Cortina e la regione. Da che parte stanno? Dalla parte di chi deve speculare, non dalla parte di chi difende anche le nostre tasche oltre che l'ambiente. Abbiamo Adriana da Crocetta. Ciao Adriana. Ciao. Sentite, io vi ascolto dall'inizio, vi sto ascoltando dall'inizio. È vero che c'è questo disordine, nel senso, perché arriva la neve tardi, ma se fosse un normale inverno sarebbe diverso. E poi questi alberi abbattuti, non ci ricordiamo più del tornado che è stato qualche anno fa, che ha sradicato alberi, pini e di tutto. E bisogna tenere conto anche di questo. Grazie, scusatemi. Infatti la storia non insegna niente, erano tutti con le mani nei capelli per Vaia, ecco mamma mia cosa è successo, e adesso abbiamo visto quello che fanno, continuano a tagliare questi alberi meravigliosi, questi larici possenti, centenari, ecco, per un gioco, ecco, che forse a qualcuno importa molto, perché è un gioco molto molto economicamente redditizio per qualcuno, non per tutti, sicuro non per noi. Allora, come ci saluta Bassi, Leo Bassi? Proprio parliamo anche di sport, questo sport, queste palestre, poche e soprattutto pochi giovani che fanno sport, costoso, cosa dice? Se metà delle palestre, metà delle scuole italiane non ha una palestra, partiamo male. L'ho detto prima, ci sono 25.000 scuole in Italia, la metà non hanno una palestra, ma soprattutto non ci sono i finanziamenti per costruirle. E questo è la cosa più grave. Oggi per far fare calcio a un bambino di 6-7 anni una famiglia deve spendere 600 euro. Questa è una cosa impensabile, cioè è una cosa che è nata 10 anni fa. Fino a 10 anni fa nessuna famiglia doveva pensare di spendere dei soldi per far fare il calcio al proprio bambino, al proprio figlio. Oggi il calcio, che è lo sport più popolare e dovrebbe essere quello che costa 0 euro, e invece è inquadrato nelle cosiddette scuole di calcio, che già il nome non mi piace, perché una volta si giocava nelle strade, si giocava negli oratori, oggi gli oratori hanno chiuso, le strade è impensabile farle, i campetti sono tutti recintati o pericolosi addirittura, e questo è il risultato. Questo è il risultato. Io, mio figlio, sono stato forse il primo a dover portare mio figlio a giocare a calcio a pagamento. Ecco, avete sentito com'è la situazione, grazie veramente a Leo Bassi, manager sportivo. E Gazzola, come ci saluti? Intanto saluto voi e anche l'ospite, che è stato molto interessante anche ad ascoltarlo, soprattutto per il discorso sportivo.
Vi saluto sperando che qualcosa migliori, ma sono veramente pessimista di questo periodo qua, come stanno andando le cose, però noi ci saremo sempre e continueremo a sorvegliarli perché i lavori sono tanti, quindi faremo dei grossi controlli. Invito la cittadinanza a informarsi di più, se possibile a seguirci e sostenere le associazioni nazionali, perché non stanno facendo cose per il proprio interesse, ma lo stanno facendo per tutti noi italiani. Ecco. Grazie anche a Giancarlo Gazzola, grazie a Leo Bassi, pubblicità. E dalla pista del bob partiamo e passiamo alla via del mare, Stati Generali a Silea, ma il centrodestra diserta il tavolo e abbiamo due sindaci, uno contrario e uno a favore. Abbiamo in presenza Renzo Cararetto, sindaco di Casier, primo mandato civica centrodestra, che è a favore, mentre abbiamo collegato da San Fior il sindaco Giuseppe Masetta, sindaco di San Fior, primo mandato civica Lega. Allora sentiremo con le varie situazioni, si stanno sorridendo, io partirei proprio da Masetta. Masetta, cosa ci dice su questa via del mare? Lei era presente all'incontro al Silea? Perché non sappiamo niente cosa è successo? No, ma scusa, io non ero presente perché sono... non era presente? Sono di quelli della sinistra Piave e noi non abbiamo problemi di quel genere là, siamo sempre d'accordo, facciamo sempre gruppo, eccetera, no scherzo, ma qua a favore e contrari è un teorema che quello è il male quotidiano, perché noi troviamo sempre motivi per contrapporci, dividerci, contrapporci, e invece c'è sempre più bisogno di coordinarsi, di collaborare, di trovare compromessi, di trovare soluzioni che accontentino tutti, perché per star bene bisogna star bene in tutti, bisogna trovare soluzioni comuni che non lasciano indietro possibilmente nessuno, che tengano conto, e quindi c'è assoluto bisogno di dialogo, di confronto positivo e di soluzioni condivise. Io sostengo questa teoria e credo che quello che abbiamo bisogno nella nostra società, ma anche la stessa politica, di saper dialogare con trasparenza, con sincerità, raccontare meno bugie e prendersi a cuore i problemi della comunità, della maggioranza, della totalità dei nostri cittadini, delle nostre famiglie. Non dobbiamo lasciare questa mania di individualismo, di contrapposizione, di aver sempre ragione, di prendere posizioni e non ascoltare. È una malattia che dobbiamo curare assieme, aiutarci per curarla. Penso sia d'accordo anche il sindaco Renzo Cararetto. Ecco, forse abbiamo bisogno di capire di più, di confrontarci di più, di dialogare di più, è quello che ha detto Masetta, perché nel dialogo si trova l'incontro. Prego. Sì, d'accordo, nel senso che insomma credo che in questi anni abbiamo dimostrato che in qualsiasi circostanza abbiamo anche le capacità di poter confrontarci per trovare delle soluzioni, ma io credo che però non bisogna farlo in un modo che separino quello che è la parte principale dell'ente che deve poi organizzare e deve dare mandato all'esecuzione. Diciamo, io non è che non sia andato perché parto dal presupposto che è da fare e non da fare. Io parto dal presupposto che quando si organizza qualcosa che possa essere di discussione, bisogna sempre far arrivare o essere limitati a poter prima capire effettivamente, in questo caso con la Regione, cosa si vuole e cosa si deve fare. Allora, spieghiamo, Cararetto, di cosa stiamo parlando. Cos'è la via del mare? Prego. Beh, la via del mare è quella criticità che da quanti anni stiamo parlando, che per arrivare a Jesolo abbiamo insomma queste strade che non sopportano e non supporta la possibilità della viabilità. Dunque arrivare a fare questo innesto
che possa dare un contributo per quanto riguarda l'arrivo e la risistemazione, sicurezza e quant'altro, credo che sia a beneficio. Poi cosa si discute del pagamento? Allora, il pagamento, io vedo che quando andiamo in autostrada siamo anche abbastanza felici nel farla, perché paghiamo, ma sai quanto presto arriviamo in un determinato posto? Poi cerchiamo di capire che negli anni mantenere tutto ed eseguire tutto senza metterci qualcosa è ben difficile, credo. Sentiamo come commenta il sindaco Masetta. Masetta, lei è d'accordo? Sì, ma guarda, siamo sempre alle solite. Io credo che ormai tutti, ma parlo anche per me, ci siamo viziati che vorremmo avere tutti la macchina, tutti andare con una macchina, tutti arrivare a 10 metri dal luogo d'arrivo, eccetera. C'è un bisogno assoluto anche di fare una crescita culturale, di saper anche organizzarsi in maniera diversa, perché credo che ormai la viabilità, parlo anche qua da noi per esempio che siamo sulla Ponte Bana, è un paese schiavizzato da questo problema, e la viabilità è veramente complicata, ci sono sempre bisogni nuovi e quindi la soluzione non ce l'ho neanch'io, ma quello che vedo e riscontro quotidianamente è che le soluzioni passano sempre per una crescita culturale e capire che dobbiamo anche saper rinunciare a qualcosa o per andare incontro a qualche altro, e quindi oltre alla strada, alla viabilità, alle infrastrutture c'è anche bisogno di un utilizzo più intelligente dei mezzi di trasporto, e queste cose qua sul tema della strada, ma anche su qualsiasi altro tema o problematica che abbiamo, che ormai siamo pieni di questi problemi nella società. I veri problemi sono le relazioni umane. Oggi non riusciamo più a stabilire buone relazioni, e la felicità e il benessere, io sono convinto che passa principalmente nella costruzione di buone relazioni umane a qualsiasi livello. Allora andiamo a sentire cosa dice invece la sindaca di Roncade, Pierangela Zottarelli, sulla via del mare. Andiamo a sentire. Siamo al punto che abbiamo aggiunto al ricorso principale anche un ricorso per motivi aggiunti, e quindi contiamo che nei prossimi mesi ci venga data una risposta dal TAR sul piano giuridico. Nessuna mediazione sulla via del mare, anzi i cosiddetti sindaci ribelli che preferiscono parlare di autostrada visto che sarà a pagamento rincarano la dose. Da qui il ricorso aggiuntivo che oltre a Roncade vede schierati Silea, Monastier, Meolo e Fossalta di Piave, aggiuntivo rispetto a quello già presentato a dicembre con nuove argomentazioni. È una strada, la nostra, particolarmente trafficata in certi periodi dell'anno anche dai mezzi agricoli, ai quali verrebbe per esempio completamente preclusa la circolazione una volta introdotto il sistema del pedaggio e quindi dell'autostrada in senso stretto. Strada nuova su strada vecchia, la Treviso Mare, pedaggio contro viabilità ordinaria, conseguenze per il traffico sulle arterie secondarie. I nodi da sciogliere sono innumerevoli e andrebbero affrontati subito, dice Zottarelli. Purtroppo dall'altra parte avevamo trovato un'iniziale disponibilità che però veniva rinviata nel tempo e poi definita rispetto a un dopo la convenzione, ma una volta sottoscritta la convenzione i margini di trattativa e i margini di confronto soprattutto si riducono ai minimi termini, quasi ai dettagli. I ribelli ribaltano le premesse della Regione che ha già stipulato la convenzione con il consorzio SIS, quello per intenderci della Pedemontana. Il nostro suggerimento è sempre stato: partiamo dal punto dove si crea l'ingorgo verso le località di mare, verso le località balneari, e risolviamo prima con investimento pubblico là il problema. Allora vediamo anche cosa hanno detto i sindaci, perché è importante anche capire altri sindaci sulla via del mare. Andiamo a sentire. Mi è stato risposto che a fronte di un progetto esecutivo che può cambiare, e sappiamo tutti che cambierà perché tutte le istanze del territorio vogliono delle modifiche anche importanti, si dovrà fare la valutazione di impatto ambientale. Con una nuova valutazione di impatto ambientale potrebbe
esserci un esito anche sfavorevole all'opera, quindi non solo delle prescrizioni, ma potrebbe esserci anche un esito che dice le condizioni ambientali attuali non ci consentono di fare quest'opera. Arriva l'indomani del tavolo di concertazione promosso dall'amministrazione comunale di Silea la risposta all'interrogazione depositata in Consiglio regionale sull'impatto ambientale della Via del Mare, progetto che risale al 2010. Parametri sulla valutazione dell'impatto ambientale che negli ultimi 13 anni sono cambiati, motivo per cui alla Regione è stato chiesto se questa possa essere ancora considerata valida. Una risposta che arriva dopo oltre 6 mesi ma che potrebbe aprire dei dubbi sulla fattibilità dell'opera. Intanto l'assenza dei sindaci favorevoli all'infrastruttura al tavolo di Silea aumenta la frattura tra il fronte del sì e quello del no. La grossa delusione è stata proprio quella rappresentata dalle assenze. Jesolo in particolare, Cavallino Treporti e Eraclea, la provincia di Treviso e l'area metropolitana di Venezia non si sono presentati e queste assenze hanno pesato proprio per un tavolo che intendeva trovare un dialogo anche con i comuni favorevoli all'opera. Non abbiamo partecipato al tavolo convocato dal sindaco di Silea per concomitanti impegni già fissati precedentemente ed anche perché il tema riguardava delle opere complementari che non sono strettamente attinenti all'opera che a noi interessa. Ovviamente rimaniamo a disposizione nel futuro per ogni e qualsiasi confronto. Dialogo che resta aperto da entrambe le parti ma che nei fatti non ha avuto luogo. Quello che è emerso dall'incontro a cui hanno partecipato enti e rappresentanti dei comuni schierati principalmente contro la realizzazione dell'opera è la richiesta e la volontà di avere un confronto diretto con la Regione Veneto sulle implicazioni della Via del Mare. Vorremmo davvero un confronto franco con la Regione anche su quelle che sono le opere complementari previste a monte e a valle dell'opera. Fronte del no compatto dunque che intende procedere nonostante la firma il 12 gennaio scorso del Project Financing, opera sulla carta da 200 milioni di euro che con l'aumento di costi potrebbe arrivare fino a 400 milioni. Andremo avanti chiedendo un nuovo confronto con la Regione e nucleando anche quelle che sono le possibilità di avere delle opere complementari e dei suggerimenti, delle proposte alternative. Allora, Renzo Cararetto, sindaco di Casier, come commenta quello che abbiamo visto? Beh, io commento, come dicevo prima, che naturalmente siamo aperti a tutte quelle che sono le eventuali soluzioni o proposte diverse. Io insomma credo che nel mio mandato abbia dimostrato di essere pronto a tutto, ma secondo me questa impostazione deve essere fatta come tante altre cose che abbiamo naturalmente visto e discusso tra sindaci e regione. Innanzitutto in primis tra sindaci e regione, perché quando lo fai allargato senza avere in primis delle risposte a dare ai propri consiglieri, alle proprie amministrazioni, capire come dovremmo comportarci, perché poi separatamente dovremmo insomma colloquiare ognuno con la propria amministrazione, e quando tu fai una cosa allargata credo che è più difficile trovare un accordo o trovare la possibilità di condividere con la regione di soluzioni diverse, perché poi siamo di tanti pareri ed è difficile che tutti possano essere incontentati. Dunque prima tra noi sindaci troviamo la soluzione, ne abbiamo trovate tante, vedi anche Sgrigliatore, cosa totalmente diverso, ma 20 anni che era fermo, e poi lì non c'è stato un dibattito a livello politico destra o sinistra, lì abbiamo trovato un accordo. Dunque, a prescindere dal colore politico, secondo me su questa cosa qua dovevamo un attimo confrontarci prima e capire che tipo di strada percorrere per trovare con la Regione la soluzione migliore. Giuseppe Masetta, prego. Sì, diciamo, ripetiamo sempre le stesse cose, però il problema non è semplice, è complesso, perché mi rendo conto non è semplice e quindi bisogna insistere a dialogare, mettere assieme i sindaci che penso abbiano una visione parziale del proprio territorio e tutti assieme, regione e sindaci, provare a confrontarsi. E capisco che non è facile perché è una soluzione complessa quella di quel mega imbuto che va giù su ste spiagge e non so, sì. Francamente bisogna farsi aiutare dai tecnici
che siano in grado di farti capire quali sono le proiezioni, i pro, i contro e quant'altro, e avere la buona volontà del confronto, è solo quello. Poi alla fine è chiaro che qualcuno dovrà capire che soffre un po' di più, qualcuno, ma mettendo tutti insieme e portando a casa un pezzetto di vantaggio e un po' di... questa è la strada, signori, è la strada questa, sulla viabilità, ma su tantissimi altri problemi dell'aria, dell'inquinamento, di tutte le tematiche del sociale. Sono tutte tematiche che non si possono più tenere a livello comunale, ma bisogna ragionare assieme e assieme trovare soluzioni che sono sicuramente le più vantaggiose, quelle che si trovano in aree allargate e confrontando l'idea di più persone. Dobbiamo mettere tanta buona volontà e tirar via i pregiudizi, Però sindaci, io vi chiedo anche una cosa, è vero quello che dite, però noi ci ritroviamo che alla fine queste opere le pagano i cittadini perché sono a pagamento. Allora questo cittadino non può sempre giustificare queste scelte, perché sono scelte che poi paga lui. Allora noi abbiamo la pedemontana che è a pagamento, il Mose che continuiamo a pagare, non sappiamo neanche che fine farà. Adesso ci mancano anche le Olimpiadi, la pista da botte. Questi centinaia e centinaia di milioni che sentiamo anche su questo imbuto, come l'ha chiamato Masetta, alla fine è la scarpa grossa, è il cittadino che paga. Ma voi vi rendete conto come vivono questi cittadini, la maggior parte, con 1.200 euro, 1.400 euro se prendono tanto, pensioni da 500 euro. Abbiamo sentito gli agricoltori che protestavano, che non riescono più a sopravvivere, che non riescono più a capire dove vuole andare a parare la politica, perché stiamo parlando di politica. Allora, in questo momento terribile, dove veramente c'è una popolazione che sta invecchiando, dove voi sindaci avete tutti i giorni le persone che vengono a bussare perché, dove lei Masetta ha detto io nel mio comune non ho neppure la palestra, prima avevamo parlato di sport, e milioni che vanno a soddisfare molti ricchi, molti VIP e non le scuole che avrebbero bisogno, anche le scuole sportive, ecco, queste attività che non vengono fatte perché non ci sono i soldi. L'ha detto il manager sportivo, se mio figlio vuole far calcio deve sborsare 600 euro. Allora capite che mentre nel resto d'Europa le autostrade sono gratis, noi continuiamo a pagare, siamo noi che paghiamo, e voi dovete anche ribellarvi, perché non è più possibile continuare a vessare sto cittadino che non ne può più. Io ho un banco alimentare, lo dico tutte le settimane, cari sindaci, voi lo sapete, io non avrei mai immaginato di vedere arrivare al banco le nostre famiglie che non riescono più a sopravvivere, che addirittura non riescono più a pagare il mutuo e viene portata via la casa e anche tutti i soldi che hanno pagato, che l'anziano che non riesce a fare la spesa, che chiede il pacchettino di caffè. Ma vogliamo capire che forse, visto che c'è una popolazione che sta invecchiando, che dobbiamo investire più sul sociale che sul cemento armato? Allora, questa è una verità e tu, Mirella, sei brava per provocare, ma credo che nei nostri bilanci comunali la maggior spesa è il sociale. Scusa, parentesi, perché? Perché c'è richiesta. Ma è sempre stato un po' nella storia. Poi naturalmente, diciamo, un'indicazione di quello che noi facciamo è sempre comunque rivolta per servizi, per bisogni a chi necessita di più. Ma è anche vero però che a 360 gradi noi dovremmo anche tenere a bada, incontentare tra virgolette su delle opere straordinarie o ordinarie di mantenimento del territorio. Come facciamo a pensare di dare tutto verso un lato e togliere tutto dall'altro? Io per esempio nel mio piccolo sto facendo una pista di pattinaggio che mi costa 500-600 mila euro, ma per invogliare
tutta quella parte sportiva che la chiedeva da 20 anni e non era arrivata. Dunque, se un amministratore cerca di suddividere bene tutti i centesimi che può incassare il comune su tutti i vari enti, spazi, probabilmente incontentiamo una buona parte. Ma non è facile, non è per niente facile. Credo che gli enti e i comuni sono gli ultimi, con quelle risorse che ha, stando attento anche di non aumentare le tasse comunali, deve in pratica cercare di mantenere il territorio, perché poi ci ricade a noi. Il fatto di non riuscire a fare l'asfaltatura, il fatto di non riuscire a mettere a posto un marciapiede, il fatto di non riuscire a metterci i lampioni, e che quante volte abbiamo detto anche nel nostro piccolo, credo che non sto sforando, ma parlando in generale, che l'energia elettrica costava un sproposito e ci mangiava una parte di risorse del bilancio. Ma i cittadini comunque chiedevano che venissero accese le lampade, perché hanno paura, la sicurezza e quant'altro. Dunque noi dobbiamo cercare di fare il possibile per mantenere anche un ceto sociale tranquillo. Però la domanda che faccio io sia a Cararetto che a Masette, io quello che vedo è che si punta più sulle cose, sulle strutture, che non sulla persona. No. Noi abbiamo le case di riposo che sono insufficienti. Io ho avuto il presidente del Triveneto delle RSA che è spaventato dalle richieste che c'è di alloggi, è spaventato dalla mancanza di personale e abbiamo una popolazione che sta invecchiando. Allora è inutile che noi continuiamo a fare infrastrutture se non diamo valore alla persona. Noi in questo momento, caro Cararetto, dobbiamo dare valore alla persona, capire cosa c'è di urgente nel territorio, e abbiamo, oltre ai giovani con le palestre, una richiesta di strutture per i diversamente giovani con delle liste d'attesa pazzesche, ma non abbiamo né la struttura, perché non è stata fatta, e non abbiamo neppure il personale, perché non c'è, non lo troviamo. Ma perché non lo troviamo? Perché non abbiamo neppure i giovani, perché abbiamo una denatalità che adesso si fa sentire. Masette? Sì, gira e rigira e finiamo sempre là, come diceva. Gira, 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 il citriolo finisce sempre... quello è il citriolo che avevamo, Masette, non che ne avevamo altri. Capite? Proprio perché, Mirella, tu dici bisogna mettere la persona al centro, è vero, bisogna partire da là, ma bisogna fare un salto culturale. Le persone devono migliorare, dobbiamo migliorare tutti, cioè nel senso che dobbiamo diventare tutti un po' più umili. È chiaro, chiarissimo che lo Stato, siamo lo Stato più indebitato al mondo, non abbiamo i soldi per poter avere tutto, e quindi bisogna trovare insieme delle soluzioni che vadano incontro a quelli che sono i bisogni primari, quindi sempre mettendo al centro le persone. Oggi gli anziani sono diventati una riserva indiana, i giovani un'altra riserva indiana, e i mezzani che pensano a lavorare e a divertirsi. Io sono convinto che dobbiamo riunire queste generazioni, dobbiamo riuscire a far strada ai giovani, perché quello è il futuro, ma senza dimenticare gli anziani, e bisogna, io la soluzione non ne vedo se non tutti facendoci carico di un po' di peso, che vuol dire parlare di dono, che tutti, chi ha la fortuna di stare un po' meglio, bisogna che capisca che per star bene anche lui deve dare una mano, bisogna che cresca la solidarietà, il dialogo, l'aiuto e il senso di comunità. E se vogliamo star bene dobbiamo prenderci cura di questa comunità. Oh, finalmente la persona al centro, non la struttura, la persona. Ma chi se ne frega, Cararetto, di aver letto d'oro in ospedale se non ho il medico che mi cura e l'infermiere? Ok, allora Paola, vai Paola. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno.
Sì, in effetti qua a noi anziani, poveri, soli, ammalati non ne resta che invece che pregare il buon Dio di vivere, ma pregare il buon Dio di andarsene, perché in effetti che ho chiesto 2 anni di attesa per poter andare in una struttura se ti va bene. Per quanto riguarda il tuo discorso, Bessi, ormai sta diventando un sogno, perché ragione ne hai al 100 per 1000 purtroppo, ma vedo che non è neanche tanto abbastanza preso in considerazione sul serio. Si aspetta il cambiamento culturale, aspettiamo il cambiamento culturale fra 2 generazioni. Certo che vuoi un cambiamento culturale, ma da dove deve partire? Deve partire dalle opere. 2 domande poi, se mi permetti, carissima Mirella. Una: è sempre stato un mistero per me come mai le opere pubbliche hanno sempre dei costi immensi e come quando abiti in un disgraziato condominio un lavoro da fare passando attraverso l'amministratore costa 10. Se riesci magari a interpellare e poter fare tu qualche altra ditta, i 10 diventano massimo 7, ma come massimo. Quindi è un mistero come mai le opere pubbliche abbiano sempre questi costi pazzeschi. Un'altra cosa, cari sindaci, intanto grazie perché fate un lavoro immenso, però quando date il permesso di costruire, che sia a Jesolo, Padova o qualsiasi altro posto, dovete pretendere a questi condomini, a questi agglomerati pazzeschi e anche le strade di viabilità, perché ormai siamo in cucunai che non si muoviamo più, altro che smog, non avremo neanche più aria perché taglia alberi, sul cemento, sicché la popolazione aumenta in maniera abnorme, le strade questo è un suicidio, dovete pretendere le strade per la viabilità. Grazie infinite per lo spazio e per la trasmissione, buona giornata. Grazie Paola. Cararetto, allora torniamo sempre un po' sul cerchio, nel senso che allora se tu investi e cerchi di programmare a 360 gradi il bisogno dei cittadini tutti, probabilmente portando servizi, probabilmente hai la possibilità culturalmente e forse dovevamo farlo da tanti anni, a preparare un servizio trasversale che se rimangono i giovani danno un aiuto anche agli anziani. Cioè è una ruota, ma se tu fai andare via i giovani, come può l'anziano avere un sostegno? Lo ha attraverso il comune non può sostenere tutti. Dunque bisogna cercare, e io insomma in questi 5 anni sono contento della mia amministrazione, perché abbiamo cercato di portare servizi per mantenere e per portare ricchezza nel territorio, per aiutare gli artigiani, per aiutare le famiglie giovani, per dare un servizio che possano rimanere, perché se ho il figlio che abita non poco lontano al suo genitore, probabilmente col nipotino o per quanto riguarda insomma il bisogno è vicino e si danno una mano e col tempo probabilmente mi costa meno a livello sociale e posso implementare quella spesa attraverso altri bisogni per i giovani o per gli anziani stessi, ma che è una catena, Cioè è un bisogno che dobbiamo arrivare tutti culturalmente preparati a dare un servizio. Sentiamo Masetta perché sono in chiusura, prego Masetta. Ma sai, ci diciamo sempre le stesse cose, però... Chissà che furia di dirle qualcuno si sveglia, Masetta. No, perché parliamo, bisogna che qualcuno si sveglia, però, perché il voto lo vuole pur quando andiamo a votare. Dopo dico un'altra roba. Prego Masetta. Dobbiamo spendere meglio i soldi e non possiamo pensare di aver tutto finanziato dal pubblico perché non bastano i soldi e poi soprattutto avete detto che prima purtroppo costa in più. Quindi la strada non ce n'è altra che quella del welfare, che per fortuna ci sono aziende adesso, io conosco diverse aziende che sono più brave sicuramente dei politici e che stanno capendo e coinvolgendo i propri dipendenti in attività, aiutandoli in altre forme, mettendo risorse in comune, diciamo
per esempio adesso stanno prendendo piede le comunità energetiche, è un aspetto culturale anche quello, di mettere in comune chi ha l'energia, utilizzarla per sé e poi metterla nella comunità, tutta una serie di cose che bisogna che il privato, quello che è più bravo perché è più fortunato, perché è stato più bravo, bisogna che in una maniera o nell'altra, favorendo il lavoro, mettendo un po' delle sue risorse, chi finanziando, chi partecipando a una progettualità, bisogna che la comunità si prenda cura di se stessa. È solo quella la via, perché se noi aspettiamo lo Stato per fare qualcosa aumenta sempre il debito pubblico e soprattutto non riesce a spendere bene i soldi, perché è così, è inevitabile, è così, costa di più, poi si mettono sti bandi e bisogna prendere quello che è messo, anche se io ho bisogno di pane ma mi propongono polenta, devo prendere la polenta a tutti i costi e spendere i soldi di là. C'è intanto un bisogno di ristrutturarsi lo Stato con le spese, bisogna cambiare, semplificare, perché la semplificazione tagliare i rami secchi, Masetta, che siamo pieni di rami secchi che non producono niente, Masetta, devono tagliare i rami secchi. Noi diamo soldi a chi non lavora e a chi lavora non diamo niente, questa è la verità. Paese che va all'incontrario di quello che dovrebbe essere, voi ne sapete qualcosa come sindaci. Siamo in chiusura, un minuto a testa per salutarci. Cararetto, come vuole salutare? Allora, vabbè, io ti ringrazio dell'invito innanzitutto e ringrazio di queste opportunità per confrontarci e anche scaldandoci, dire e tirar fuori quello che naturalmente ognuno di noi sente e vuole far capire a tutti quello che c'è di necessità. Allora, veloce. Io pubblico-privato, dobbiamo sempre di più lavorare tutti insieme per dare servizi ai cittadini. Questa è la realtà che ci troveremo e che potremmo solo seguire questa. Masetta, come ci saluta velocissimo? Saluto augurandomi che qualche giovane si impegni seriamente in politica, perché il primo bottone della tonica, appunto come si dice, la politica bisogna abbottonare bene il primo, perché se sbagli il primo bottone viene fuori un disastro. Sì, il problema è che mica neanche la tonica e neanche i bottoni, Masetta, sti giovani qua, forse dobbiamo investire di più anche su loro. Grazie sia a Renzo Cararetto, sindaco di Casier, primo mandato civica centrodestra, Giuseppe Masetta, sindaco di San Fior, primo mandato civica Lega. Grazie e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Gnocchetti alla Colle Scipolana. Colle Scipuli, in provincia di Terni, nel 1453 diventa libero comune con il nome di Collis Scipionis, il Colle di Scipione, tanto che sulla sommità della porta ternara si trova un busto di tale personaggio storico. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di gnocchetti, 100 grammi di pancetta attesa a pezzetti, 250 grammi di passata di pomodori, 200 grammi di fagioli in scatola, 2 salsicce, 3 cucchiai d'olio d'oliva, una cipolla, uno spicchio d'aglio, una carota, una costa di sedano, una noce di burro, 2 cucchiai di pecorino grattugiato, sale e pepe. Tritate finemente l'aglio, la cipolla, la carota e il sedano. Spellate e sbriciolate le salsicce.
tagliate a pezzetti la pancetta. In una casseruola mettete l'olio versate la pancetta a pezzetti, il trito e le salsicce sbriciolate e fate rosolare. Lasciate cuocere il tutto, rivoltando più volte per una decina di minuti. Aggiungete poi la salsa di pomodoro e qualche cucchiaio di acqua. Abbassate il fuoco e lasciate addensare piano. Dopo circa 10 minuti unite all'inghingolo anche i fagioli con il sugo di scatola. Rimestate e lasciate insaporire. Lessate a questo punto gli gnocchetti in acqua salata in ebollizione. Fate cuocere al dente e scolate. Versateli rapidamente nella casseruola del condimento. Aggiungete burro, pepe, pecorino e mescolate bene. Fate riposare qualche minuto e servite. E buon appetito!